Bonsoir a tutti, Signore, buonasera. bonsoir a tutti. Persona, Persona. c'è. Stasera si conti... Buonasera Francescone. Gianmarcone. Buonasera. Proprio lui. Allora, noi abbiamo il titolo della puntata è il presidente dove? Presidente dove? E se dov'è? Perché? Sì. E se perché? Con chi? Giù. Ho finito di guardare M. Come? Perché io la volevo iniziare come serie. Che mi aveva un pochettino attirato, però volevo prima sapere da qualcuno di fiducia com'è. Veramente, veramente bella. Incredibile. Ok. Finalmente. Ok, allora la vedrò con molto piacere. Per il resto tutto bene, Francesco? Visto c'è un gioco bello stasera. Ridi e ti tirano i pugni dallo stomaco. Oi, bonsoir Fabian. Ciao, Bonsoir. No, ma appena ho la possibilità me la devo recuperare. Questa comunque è la scena di come quando Francesco guarda il suo account su Steam, vede tutti i giochi, però li ha scassati tutti e non c'ha niente da giocare. E lei balla. Lei balla. Sì. Sto usando Opera GX e non per controllare la mappa galattica di Helldivers 2. Ah, ti stai dando proprio allo sterminio totale direttamente. Allora, stasera Valheim. Con il solo primo missione mi sono sentito pesante. Beh, poi me la devo recuperare. Quante puntate sono, France? Ah, me l'ho visto un sacco di volte, non mi ci sono avvicinato perché io ce lo apro, è finita. È finita proprio. Allora, siamo arrivati al 1° aprile. Ma questa sigla è il copyright, ma in live in realtà non ci dovrebbe essere No, tanto comunque segna Twitch in automatico quali sono i brani e le cose che violano qualche cosa e quindi poi nel VOD me li muto in automatico, Esatto. quindi 8 puntate da un'ora, ok. Allora, noi abbiamo un giorno al risveglio del cuore. Quindi domani la trama va avanti. C'è Ryuji in sala giochi. Aspetta, dice Fabio non sente il gioco. Lo senti adesso? No. No, perché vedo che si sente tutto tranquillamente. Giustamente si abbassa quando parlo, però la musica sotto c'è. Allora, noi. Per Ryuji. Carro. Ci sbloccava riverbero. Chance di proseguire l'attacco se il colpo di Joker non abbatte il nemico. Non male. Rango 3. Carro. Ce l'abbiamo anche. Sai che ti dico a sto punto? Oh, ogni tanto l'ha fatta anche l'altro paio di volte a un paio di ragazzi. Cioè, basta che si esce e si rientra dall'applicazione. Diciamo che se ottimizzassero un pochino l'applicazione, non... se non ottimizzano l'ottimizzazione, ci sarebbe stato un pochino strano. Sì. Sì. Allora, Ryuji, ci vediamo in sala giochi. Mica devo prendere il telefono con le risposte. Allora. Sento di potermi avvicinare a Ryuji grazie al persona carro che abbiamo. Il legame si rafforzerà, quindi passiamo del tempo con lui. Nel frattempo mi inizio a cercare le risposte. Allora, vado un attimo avanti. Ryuji. S5 Oyal. Allora, questo è il rank 3. Ok, vediamo la prima puntata. Prima cosa. Beh, stasera ragazzi sono fuso, scusate. Così sto bene nella telecamera.
Ma ogni tanto mi sta venendo la paura, capito? Andiamo un tantino, sempre, comunque e dovunque. Mai visto d'annunzio così inquietante? No, no, ma me la devo vedere, Francesco. Allora, voi vi dovete fare i fatti vostri. Ecco, loro sono l'ex squadra di atletica. Comunque, overkill è lì lì per chiudere, perché? Cos'è Overkill? Ah, chi produce Payday, giusto, Francesco? Ah, Non litighiamo, possono passi in padantani. Non litighiamo, ok, non ho capito qua, no, perché è un menu diverso rispetto agli altri, quindi sto ok. iniziando un attimo a O meglio, capire. vedi i tre, ma di Non sottotitolo anche litighiamo. Overkill. Ok, sta proprio messa male, Francesco. Fai le cazzate e... Questo è bello. Mi dispiace dire quello che sto per dire, ma io sto aspettando il day one dell'assassino. Lo sto veramente, veramente aspettando. Voglio vedere tutto quello che succede. È brutto come paragone, ma per drammaticità della cosa, visto che già vedevamo pure ieri io e Gianmarco che già ci sono parecchi licenziamenti in Ubisoft e che stanno nella cacca, è come stare su una zattera e vedere il Titanic che affonda. Proprio ti vedi tutta la scena, ti vedi. Licenza Cristiani che sono semi no, no, hanno incrementato un bel po' nelle ultime ore che sono usciti tramite Smash GT delle email liccate di No, quello perché che sta stai parlando succedendo. sempre di Overkill. Ah, ok, 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 scusami, scusami, Francesco. Hanno rilasciato a morire con il DLC del Jack da vedere che succede. Eh, guarda, l'ultima è I Can't Blame You. Un vero peccato. Ma la stessa cosa è successa, mo' leggevo stamattina, è uscito un aggiornamento di Dragon Age, dove alla fine ci sono i saluti, i ringraziamenti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, arrivederci e tanti saluti. Vabbè. Allora, il riverbero ce lo prendiamo. Lo so, e difatti per questo spero sempre che... Hai capito? Ricordo un pomeriggio in cui volevamo giocare di nuovo io e Francesco a Payday, tutto il pomeriggio a Payday non mi si è avviato. Tutto. Ah, mi ricordo. Prova in tutti i modi, tutto, 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 tutto. Allora, lui l'abbiamo fatto salire, quindi abbiamo anche riverbero. E sta cosa male non è. Va bene. Allora, Era un po' soppiacimato. ok, I can't blame you. Non posso biasimare. E su altri due punticini. A posto. Allora, stasera che famo? Domani c'è la riunione, quindi tutti cagati sotto e ci sta. Quindi noi abbiamo appena scoperto di avere dei poteri. C'era un mostro in un castello e l'abbiamo sconfitto. Di più non ci fai spell, cioè camma fa. Non lo so. Allora, dobbiamo solo prepararci a ogni possibilità. Vabbè. Chiamate i roguelike a turni, giocare l'arte stagno allora. Stava giocando Io anche. c'ho il primo, c'ho il primo. Il 2 non l'ho preso ancora perché il primo l'ho provato un paio di volte e mi è piaciuto, ma ci devo un attimino perdere un po' di tempo. C'è la promozione, c'è la televendita, Yeah. ma non c'è lui. 2 razioni di polpette. Oppure set dell'allenamento. 2 frullati proteici e quant'altro. Il primo. SP, SP. Allora, quanto costa? Quindi facciamo in mano. Azione militare così. Vai, SP rifai. a posto.
Ah, ok, non c'è bisogno di giocare il primo. Pensavo fosse qualche storia collegata in maniera profonda e che servisse comunque il primo. Perché se serve il secondo, a questo punto appena posso lo prendo e via. Allora, dobbiamo solo aspettare che... A questo punto, questa sera, siamo dimenticati di andare nella metro. Ci dobbiamo ricordare settimana prossima. Avevamo serie da vedere? Sì, Spettro. Manca la seconda puntata di Spettro. Cioè, la seconda parte. Che pathos. Che passione. Ah, ok, allora. A posto, grazie, Francesco. La strana storia di una donna in grado di parlare con gli spiriti dei defunti. Chissà che film si sta ispirando. Ma si chiama... Vabbè. Dettagli. Fegatelli, Gemma. Fegatelli. Allora. Gentilezza. Resta ancora uno. E domani no, perché c'è la cutscene di gioco, ma dopodomani dobbiamo andare a restituire il DVD. Se non ci cacciano e finisce il gioco Sì. adesso, attenzione. Già. Allora. Sì, è uno scherzo, ragazzi, non vi preoccupate, è tutto a posto. Ecco qua, riunione. Bravo. Tutta una ragazza giù e fanno una riunione, diciamo che qualcosa a scuola non va, eh. Ecco il preso. Proprio voglio riprendergli le guanciotte e fargli così. Ma facciamo chiudere quelli della Rai, sono stufo che se la prendono sempre. Ancora qualche altra cosa? Già lo è successo. Buonasera, Giallo. Bonsoir, cosa hanno detto adesso? Un uomo chiamato Mutanda. Lui. Oh, è rinato. Io avrei detto più Sinurinallo, però sarebbe un po' troppo volgare come cosa. Kamoshida, che c'è? Vuoi parlare, Kamoshida? Sì, sta vuotando il sacco. Sta vuotando il sacco. Abusi fisici sulla mia squadra e molestie sessuali sulle mie allieve. Bravo Kamoshida. Oh, sta tirando tutto fuori. Quindi quando le persone subiscono un furto del cuore, poi si sentono meglio e confessano tutto quello che hanno fatto. Sì, ma mi credi, non guardo la Rai soprattutto da anni, anni e anni e anni e anni. Diciamo che è proprio la TV di base, non è che non la vedo più di tanto. Kamoshida. E noi dopo una confessione così penso che siamo salvi. Ecco qua, a posto. Benissimo. Sono capitati dei reel su sta cosa che avevo sentito, mi sembra settimana scorsa, forse, che era stato detto qualche altra cosa al TG, ma sinceramente penso ci siano notizie più concrete e importanti da dare che ripetere sempre la stessa cosa. Anche perché parliamoci chiaramente, per i videogiochi, così come per tutte le altre cose della vita, non credevo fosse attaccato, scusami. Ho fatto saltare un attimo Gianmarco. Non è il problema i videogiochi sono violenti, no. Se vengono dati, soprattutto a bambini di una certa età, dei giochi in mano che non sono per loro e i genitori non li controllano e anzi glieli comprano per toglierseli dalle orecchie, non cagate il cazzo che i bimbi poi crescono violenti. Sì, a parte pure questo, a parte pure questo. Io personalmente trovo più violento e aggressivo il comportamento che hanno alcuni dei cosiddetti influencer, quindi più che i videogiochi che sono opere di fantasia
ambientati in mondi di fantasia, io farei evitare a persone che nel mondo reale dicono cazzate di evitare e smetterla di dire cazzate. Già sarebbe l'ultima cosa. I problemi della società moderna non sono i videogiochi, anzi, c'è un mezzo interattivo che ci può spiegare qualcosa e non devi stare fermo 3 ore senza fare niente e puoi apprendere le cose anche in maniera divertente. Buttiamolo via, giustamente, perché no? 教室に戻りなさい。本当に心が変わっちゃったんだね。 Kamoshida. Più un po'. No, no. Meno Kamoshida. Sì, era un maiale pervertito, quindi sì. Allora, è meglio così? Penso proprio di sì. Gli operatori in sala guardano uomini e donne per fare la bomba o la pasta. Ma vabbè, ci può Bello, stare, lascia ci stare a sta. perdere tempo. Attività di gruppo. Tipo, mo non me ne vogliate se qualcuno segue e quant'altro, ma io personalmente, programmi tipo come uomini e donne e cose varie, non... Io lo vedo. No, cioè, Io mi no. diverto un sacco. Faccio un sacco di risate con uomini e donne. Poi capisco che ci sono casalinghe e quant'altro che in quella fascia oraria sono occupate in un certo modo, quindi ci sta. 謝りたいって思ってる子、きっと Soprattutto magari no. Ma secondo te, Giallo, secondo te, いいの。私だって persone che dicono certe cose capirebbero o Mori o altro? おいそこ早く。 Non penso proprio. じゃあ Cosa sono questi pupazzetti Ah, che no, fanno no, queste cose? C'è di meglio in quel genere. Ovviamente. No, invece il mondo dei videogiochi è bello per questo, gli puoi far vedere Omori e anche un'altra cosa. Non è che per forza si deve puntare al meglio, si deve puntare alla qualità. Omori è buono per alcune cose, altri titoli lanciano un messaggio diverso. Ed è meglio farli vedere entrambi. いいよ、私のことは。 Fate passare queste notizie 謝らせてやった。 al telegiornale e quant'altro. Iniziamo a partire dalla base, iniziamo un attimo nei telegiornali a portare le notizie in maniera corretta, visto che tante notizie non vengono dette o vengono girate notizie in un certo modo, quindi ビビったわマジで改心だったな naturalmente sì sì, Ho grazie. già sfondato le palle. Sì sì sì, te lo dico, sì, sì. 廃人化が Spacco sto coso, lo spacco. Cosino a terra che sta cadendo di contenuto, non lo spacca perché nei giorni 3 di Se ne serve. frega un cazzo. Ok. 仕事に返してやればいいってことか。そうすれば Oltre a trattare alcuni argomenti secondo me in modo un po' superficiale. No, Francia, per dove siamo arrivati noi Omori proprio di superficiale non c'ha niente. Zero. 声でかい。 Nada. いや大丈夫だって Però è bello pure per questo. Uno può pensare che è un capolavoro e l'altro può pensare di no. E avete ragione tutti e due, questa è la cosa bella. Non è che avete torto con quello che avete detto, eh. 少しだけだけど話せた。鴨志田が Diciamo tranquillamente che Omori è un titolo bellissimo che può piacere a chi no. Diciamo tranquillamente che Ubisoft al 99% ha fatto un altro flop e ごめんね。 lo stiamo capendo di nuovo prima del tempo. 鴨志田が見てて Diciamo che ci sono giochi che meriterebbero più attenzione, se ne possono dire un bel po'. 悪いのは鴨志田だぜ。 Il problema rimane sempre lo stesso, chi ha la facoltà mentale 復したら di capirle certe cose? セクハラとか自殺未遂とかやっぱレッテルついて回るし司法も Omori ha lasciato tanto male, ma è bello soprattutto per questo, e che indie fanno comunque giochi del genere きっと辛いし con un certo spessore, dovrebbe essere per le software house più grandi motivo di rilancio. Ecco, Omori poteva fare delle cose meglio. Ok, perché qualche società grossa non ha preso chi ha fatto Omori e gli ha detto senti, ti metto una squadra a disposizione, 私は fai un gioco. 鴨志田に Fai un gioco. 直接謝らせたから Non farlo con pochi mezzi, farlo con tanti mezzi. のは優しいんだよな クズ相手でも No, Gialluarto, tu con Francesco dici sì va bene, sì va bene. Ho detto 改心させた方が sì va bene. 復讐になるなって思ってあいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下
Ma sì, deve essere criticato, però Francesco, ci dobbiamo togliere tutti, nessuno escluso perché siamo tutti colpevoli, siamo entrati tutti nell'ottica che ogni cosa che c'è, e non solo sui videogiochi, ogni cosa ci si lamenta soltanto, non si cerca di vedere più il bello delle cose, ma la prima cosa che viene messa in risalto sono le criticità e se le cose fanno schifo. Sinceramente il tempo che dovrei perdere per parlare male di Omori e delle sue pecche, preferisco spenderlo per parlare di un altro titolo che di pecche ne ha molte di più. Ora è giusto dire, per chi piace e a chi non piace, quello che gli è piaciuto e quello che non gli è piaciuto. No, Francesco, ma lo sai, a me non mi interessa che sia fandom o che non sia fandom. Faccio solo un discorso generale nel dire il gioco perfetto ad oggi non esiste e mai esisterà. E visto che un gioco può essere di varie categorie, di vari generi, con vari stili grafici, con varie impostazioni, fare un gioco, uno, che metta tutti d'accordo e per me è perfetto, è uguale, tutti, dalla prima all'ultima persona, d'accordo. E un gioco del genere non esisterà mai. Mai, mai, mai e poi mai. Purtroppo no, perché giustamente metti chi gioca solo i giochi di guida. Piacciono solo giochi di macchina. Riuscire a fare un gioco che può piacere agli È amanti di qualunque impossibile. genere, sarebbe una specie di... Però invece di perdere noi del tempo qui, che mi sembra che di videogiochi un pochino ne capiamo, invece di metterci a parlare e di farci sentire anche con gli altri per dire Omori ha delle pecche, io ti dico, Omori sì ha delle pecche, come li hanno altri titoli, però per quello che è un indie che parte con una base molto più bassa rispetto a compagnie altro che fanno videogiochi da tempo, preferirei parlare più e lamentarmi delle altre pecche che ci sono in giro, non di quelle di Omori. No, ma proprio perché se ne sta parlando. Mi stanno sul cazzo le persone che mi devono rispondere a cazzo invece di intavolare una discussione. Francesco, sai i casini che faccio io su internet con persone così, quindi lo sai, mi ci trovi sempre ben voluto su sta cosa. Io ad esempio continuerò sempre a preferire Mother 3 ad Undertale per tutta una serie di motivi, ma anche io. Io continuo a sperare che Nintendo prima o poi prenda quella semplice ROM tradotta in inglese, la metta sul... come cazzo si chiama? Virtual Console, sull'app, sulla Switch e faccia giocare tutti a Mother 3. E te lo dice uno, penso che te l'accennai sta cosa. Io quando seppi della traduzione amatoriale e nel periodo in cui sapevo che stava uscendo, io ogni giorno andavo ad aggiornare la pagina per vedere se era uscito. Quando uscì la patch, 2 giorni sotto le coperte col Game Boy in mano. Punto. Stop. Non volevo sapere più niente. Lo aspettavo da così tanto tempo, no? A me farebbe piacere che vengono notati di certi giochi apparisse qualcuno, anche tra di noi, anche tramite quello che diciamo, che dice, ok, fammi vedere Omori di buono cosa ha fatto, fammi vedere Mother 3 rispetto a Omori che cosa ha di buono, fammi fare qualcosa di ancora più buono. Correggetemi se sbaglio, è che dobbiamo puntare al meglio, quindi... Gialuardo, ho detto qualcosa di sbagliato col mio ragionamento? Ditemi sempre se sono pazzo a pensare queste cose, ricordatemelo sempre. Anche perché quello che c'è oggi da parte di tutti non è critica, è pura lamentela. Nessuno di noi sa fare veramente critica. Nessuno. Mettiamoci il cuore in pace su sta cosa, voltiamo pagina e miglioriamoci. Tu sei pazzo, sei. È quello a prescindere. E mi sto trattenendo. Ma pazzo pure io. Ecco, Francesco mi ha fatto scappare Gialuardo. Ma Francescone, ma dove fai Francescone? Oh, c'è il cruciverba. Buttalo dentro. Prendi il cruciverba. Allora,
Festività giapponese, questa già ti so dire la risposta. Ok, allora, sosta interruzione. Oppure pesce di... Nonna. No, non credo. Ah, ok. A te chiamano M, Aglia. Questo è un problema. no. No, questo è un problema. Allora, pesce di... Aspetta, fammi fare un conto. Ok, sì, ce l'ho la risposta qua. Tosta interruzione. Allora, facciamo prima questo. Pesce di... Nonna. No, non c'entra nonna, sono troppe lettere. No, calmati. Ma no, Francesco, tu eri il figlio del secolo, madonna mia, io non oso immaginare dove saremmo arrivati. Allora, questo qui è Golden. Golden Freezer. Golden Week. Ah, no. Quindi non Golden Freezer. Non si può mai fare niente qua. Ah, Golden. La Golden Week è di solito a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio e include anche il sabato e la domenica. Oi Leo, bonsoir. Ciao Leo. Francesco, non mi fa scappare pure Leo. Contieniti per piacere. Contieniti. Golden deriva dal termine televisivo giapponese Golden Time e si riferisce alla fascia oraria con il più alto indice di ascolti giornalieri. なるほど A Leo mi è piaciuto. Salve signori, torno a puttane. È venuto a salutarci. Il mio lavoro qui è finito. Grande Leo. Leo, non ti preoccupare, No, vai, dacci questo solo- canale è come un bar, voi entrate, uscite, fate tutte le vostre cose, tranquilli. Hai fatto una piccola entrata in scena, Francesco. Conoscenza non vuole salire, No. però l'abbiamo portata un pochino più in alto. Allora, c'è un detective perspicace. Curioso, non ho mai parlato di un caso. Allora, io non so in che giorno, però mi sono andato a vedere un pochino così, sa, senza andarmi a vedere le date precise. Mi sono visto i vari riferimenti che ci sono nei vari titoli di persona. Ora, senza fare spoiler, No, perché no. visto che qualcuno ci voleva recuperare le serie precedenti, se ti dicessi che durante uno di questi colloqui investigativi c'è un pezzo di merda? No, no. Sì. Cioè, vabbè. Ok, Ok, vabbè. Quindi Sì. c'è. Allora, figa. noi dobbiamo vendere la medaglia, quindi dobbiamo comunque festeggiare il successo. Abbiamo salvato la scuola, anche se nessuno sa chi siamo, ed è meglio così. Sì. Abbiamo, diciamo, dato un pochino di dignità a Kamoshida facendolo rinsavire un attimino. Però sta medaglia a questo punto... Salve Peppino. Ciao Peppina. A questo punto la medaglia Avanti. ce l'andiamo a vendere. Salve Leo, bentornato. Il figlio del secolo anche lui, per non dire altro. Vabbè, Cazzo, devi non provare dirlo. al microfono, al microfono. Ok, Allora, Francesco mo c'è dobbiamo anche andare Peppino. domani. Eccolo Ciao là. Francescone. Eccolo là. Peppe fai cuore. Io ho appena fatto il mio World Record a Palato. Quanto hai fatto? Sono arrivato ante 17. Io non ho mai continuato quelli là dopo. 26, una cosa del genere. Ok, Peppino, va bene, Peppino. Lavatrice... No, non ci abbiamo tante cose. Ho capito cosa stava lì. Allora, la serie, dobbiamo andare a cambiare il DVD. Uscite non ne possiamo fare. Lo zio non ci vuole parlare. Fascino. Ah, ecco qua. Sì, Io Posso qua... provarlo, però, io- Francesco? Io devo stare io qua e Francesco si deve sedere qua di fronte che si asciuga. Questo voglio. ok. Cioè, può fare come vuole. C'è problema. Poi esce, fa così col capello. Dice, Madonna Livio. L'Oreal, È sì, a sì. posto così. Fascino livello 2. Fascino livello 2, dai. 帰るとするか Peppe, Darkest Dungeon 2 ora, dai. Devo provare. Ha deciso lui, No, il problema è che quando Francesco intende ora, non è che intende in un Ah, arco no, temporale di un oggi paio il di giorni. baratro è- No, sì, proprio così. よーし Quindi tutto è suo, Sì, sì. praticamente. Peppino. Allora, È un mostro. zio, che c'è?
Va bene, qualcosa è successo giù. 悪いね。なんか催なんだ促したみたいで。 Eccolo là, è anche in TV Kamoshida. Red Dead Redemption 2 a 15 euro. Me l'aveva Minchia, detto buono anche come prezzo. Fabio oggi. Tra l'altro. Sì. Ma difatti se l'è preso perché gliel'ho visto caricarlo Non prima. gira. Ah, non gira lui. Fabio è una vita e mi dice tutto. Non gira. Cioè, c'ha quel computer e non gli gira. Minchia. No, non riuscire un mio amico Fabione. Ecco qua, Kamoshida ha confessato tutto anche alle autorità incompetenti e non. Oh. Ora, giustamente, visto che il tiranno se n'è andato, parlano tutti. È ovvio. Tutti parlano, tutti. Tutto- Sì, è morto, è stato sconfitto Kamoshida. Si è ripreso un attimino, ecco, era un attimo confuso, mettiamola così. Ora è diventato una brava persona. Questo gonnellino mi ricorda qualcosa comunque. Anche perché in tutta la scuola solo lei ha quel gonnellino lì. Sì, era troppo や male. っぱそうだ。 Ha rotto il cazzo お proprio, 前の学校じゃねえのか。 Sì, sì, era la nostra scuola. Lo zio. Sì, sì. Poi tu te la vieni noi, no? Succede questo poi a scuola. Non ci manda a peccato, sì. お前はおとなしくしててくれよ。 Allora, cerca di tenere la testa bassa. 止めんな Abbiamo solo preso i superpoteri e andiamo in un'altra realtà, vabbè. Perché no? Va bene, Morga, è martedì, è festa, comunque possiamo vedere di fare qualcosa. Allora. Quindi ci andiamo a fare una bella mangiatina. Giustamente. Allora, domani penseremo agli affari. Adesso dobbiamo vendere la medaglia. Quindi, visto che sera e dobbiamo stare di nuovo qui, a questo punto Kamoshi non ci interessa. Un altro po' di caffè per gli SP a questo punto, anche perché prendiamo punti con lo zio, quindi... Tutto bene. Ok, ne prendiamo due, ottimo. Punto in fascino e va bene così. Peppe, impressioni su Omori? ho giocato poco. Anche perché devo tenere punto del gioco. Di quello cosa ti è apparso? Mi sembrava molto pallido, soprattutto le maniche trastate mi piacciono molto, però poi poco dopo mi ricordo che il mostrando. Quindi vabbè. C'è una specie di vuoto. Frega un cazzo, C'è un vuoto poi. Oggi un gioco che aspettavo da un bel po', effettivamente. Però dai fare. Allora, altro giorno libero. 皿洗っとけよ。 Così quando torniamo. 生意気言ってんじゃねえ。 Dai, lo sì. Rompere i coglioni. Oh, salve. Salve. なんでもねえよ。 Quindi non ci siamo visti soltanto nella sala dell'interrogatorio dove ci hanno pestati a sangue, ci siamo conosciuti molto tempo prima. ああ、今話題になってるやつ。これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に Gente che conduceva una vita normale diventa di colpo pazza o squilibrata. 偶然かしら。ふん。それはいいとして。ご注文は。ブレンドください。 Tu dopo essere nato? Potrebbe. Sì, effettivamente そういうわけじゃ。 potrebbe. あなた高校生？どこの学校？ Allora, guardi, noi andiamo qui a scuola. Ci va anche qualcuno che conosco. 今大変よね。 Chissà chi sarà mai. 鴨志田って教師。人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。それもある日突然。人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら。ふん。コーヒーまだですか？
io. Ragazzi, un bastardo belga non mi risponde da una settimana su Vinted. Lo mando a cagare? よし今日こ Sì. そはメダルを完解 Che cosa dovevi prendere da lui? Allora, ci sono i due anzianotti. Cosa dicono? Ah, ok, vabbè. Ok. Allora, noi non dobbiamo fare altro che andare in città. Quindi a questo punto si prende la metro. Perché comunque il giorno di festa ce la possiamo prendere comoda. Ah, mi correggo francese, la domanda ora non si pone più. Ah, perché tu i francesi in automatico... Via. Allora. Volevo vedere un attimo se per caso potevamo prendere... Ah no, adesso abbiamo fatto questa cosa. Allora, era di qua. E si usciva da qua. Dove dobbiamo andare? Ok, allora aspetta. Se lo posso fare veloce, tanto meglio. No, ho sbagliato io. Allora, piazza della stazione. Allora, noi qui non ne possiamo prendere un altro. No, vabbè, non ci fa fare niente, è completamente bloccato oggi il giorno. Allora, Central Street. Salve. Il posto è questo, pare di sì, mettiamoci al lavoro. Uomo sospetto. Aspetta, non abbiamo ancora un mandato di perquisizione. Ok, va bene. Saranno poliziotti? Salve. Guarda che autentica, tutta è falsa. 30.000 yen tutti in una botta. Sì. Troppo poco. No, dai, va bene. Dai. Ok, senza fare domande. Ci dai soldi e via. Un ringraziamento per la medaglia. Ci ha dato un sacchetto. Faresti meglio a non aprirla. Portala con te la prossima volta che vieni qui. Secondo me ci sta dando qualcosa che vuole fare uscire dal negozio per quei due che ci sono. O uno. Che c'è dentro? È tutto a posto. Certo. Vediamo. Ci sono bombe a mano, trick track, eccetera, eccetera. Ok. Ah, sono detective. Allora. Salve. E l'abbiamo fregato. Non voglio essere qui quando gli investigatori vedranno il video di me con quella medaglia d'oro. Meglio che ce ne andiamo. Allora, non sono affari vostri. In realtà dovrei andare. Non mi va. Suca. Non c'è. Dove? Non mi va. Dai. Dito un po'. Ah, hai detto che... Penso che se sbircia succede il casino. No, non mi va. Non lo voglio fare. No. Oh, Allora, Strunz. calma. Calma. Calmi tutti. Fatto anche la figura di merda, bella, pulita, pulita. Non sono affari vostri. Bravo Francesco. Ragazzi, a modo. No, 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 sì, no. Non No. guardiamo. Non guardiamo. 見たって減らねえよ No. Morgana, però noi ci vogliamo comportare bene, dai. Già dobbiamo fare la Remroot, per no. piacere.
No, che c'è là dentro? Una pistola vera. Fagliela vedere a sti culotti, Francesco. Piano, lasciamo stare. Ma che film, cosa interessante. C'era sempre con le forze degli ultimi, però. Ok, più tardi dobbiamo assolutamente comprare questa pistola, va bene. Una cosa tanto realistica funzionerebbe a meraviglia nel multiverso. Ok, quindi comunque dobbiamo tornare da lui. Sacchetto di carta. Ok, la medaglia l'abbiamo venduta. Mi sono fatto prendere dal figlio del secolo, perdono. Vabbè. 私もニュース調べてみたよ。鴨志田のやつ結構大きく取り上げられてたね。 Come ti senti? わかんない。想像以上に反応 Oh, dobbiamo aspettare solo che si riprende lei all'ospedale e diciamo che a scuola le cose dovrebbero iniziare un pochino a migliorare. 思わない。もしかして私たちが動いたからみんなも勇気出て話せたのかなって。 È possibile. それってすごくない？今まで考えたこともなかった。とにかく成功したんだからお祝いだよね。明日渋谷駅前に12時ね。遅刻厳禁だから。そっちはメダル換金した？忘れてないよね。 Allora, なんで？わかった。予想より高く売れたんでしょ。 no, no. 店は期待してね。 Ah, comunque ho detto che 絶対みんな満 Francesco 足するから。それじゃ mi dà del normi a me, lui a me, perché non ho detto che per me la best wife è per forza Anna. Cioè non esistono, Anna, punto. Allora, spero barbecue. Lui no, sei normi, e a lui no. Io ti ho dato del normi. Ah, e normi invece scegliere Ah, ecco. Makoto. Allora, Sono entrambe enormi, in realtà. Vedi, zitto In Francesco. realtà, no, non lo dico perché potrebbe non sapere e quindi non spoilerò. Ma sappiamo tutti che è la miglior waifu di Versace. ok, questi che ne fanno 30. No, l'hai già fatto lui. Questo qua. Facciamo rifare. Facciamo E poi e l'altro Ah, mi ok, sa che- direttamente a dormire. può essere, Quindi a può questo essere. punto l'unica cosa da fare stasera è questa Comunque, hai qua. capito Francesco? Peppino ha detto che l'unica cosa che non si può fare è sai e basta. Che non si può fare è un peccato. Quello è un peccato. Comunque Suka. Quello come concetto base a prescindere. Non esistono ragazzi. Francesco, top a MILF. Allora, un altro punticino. さてと。 Grande, però, no. Vabbè, MILF ormai lo usi per Allora, giovedì 5. la Oh, siamo andati proprio a pranzo. Ci stiamo trattando bene, dai. Che cazzo? 30.000 yen qualcosina Dai. te lo paghi, un pranzetto fatto bene. Boh, 1000 yen ci siamo fatti da mangiare assurde. 2000 yen, 3000 proprio. 30.000. 30.000, dai, poi che non è il gruppo. 鴨志田のことで妙な噂されてるしけど学校のやつら盛り上がってる Ladri fantasma! が本当に心盗んだってなマジで信じちゃいねえだろうが中には割と本気で感謝してるやつもいる見ろよ回答お願いチャンネル Ah, ok, già hanno creato un sito riguardo quello che stiamo facendo. Ok, quindi chi ha potuto scrivere di noi? Qualcuno comunque della scuola che finora abbiamo agito soltanto lì. 今まで自分のことで精一杯だったけどこんな風に言われるとなんか不思議だよななあこれからどうする Allora, dobbiamo mangiare visto che c'è un prosciuttone intero là sopra e non penso che si finisce da solo. ここ時間制限あんじゃん Sì. やべえ1時間だっけかあと50分 こんなペースじゃ牛のノルマ終わん Capito, ragazzi? Con calma si gira e si prende tutto. A posto.
cazzo di roba avete preso? E poi c'hai solamente un'ora di tempo per mangiare. Sì. どれから行こうか I な Ma c'è padri... un paninazzo nel mezzo, che cos'è? Dice Francesco, i padri fantasma. Quelli sono i cugini. Giustamente. 布団座うっさい1個いくらだと思ってんの今日逃したら食べらんないからねプルトンのビュッフェケーキ噂には Ok, si stanno trattando bene. Decisamente sì. 我が輩たちの分は E nessuno vede un gatto che とりあえず sta 豆にしと coi いて piedi sul tavolo. Ma come fagioli? 豆結構変わったものあったからいろいろ取っといて Ma perché a voi a roba... フライでしょピータンでしょ No, la l'uovo centenario no. 豆 Però うわまた豆 Schifo. 盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど多分美味しいよ capito che si è mischiato tutto insieme, però. 行こうぜこいつらのチョイスにはセレブさが足りねえからな Prenda roba loro. Vai, ci penso io. 頼もしいじゃねえかそこで荷物の番でもしておとなしく待ってろ Vabbè, Sì, vabbè, questi stanno a mangiare quando mai ti prestano attenzione. No? あーここクリームチーズなんだちっちゃいね No, no. Questo non capisco. Allora, 高級ホテル Trattami bene Anna per piacere. Francesco, stai zitto. il menù costa 8.000 yen. だけのことはあるぜいろいろあるけど C'è il menù di un Allora. hotel di lusso. Probabilmente 8.000 yen mangi come un po' uccidere proprio. No, ma difatti a me non ti nego che ogni tanto, qualche notte, mi sogno di nuovo dove facevamo noi colazione la mattina lì in Giappone. Entravi in questo stanzone bello grosso, già ma bello Bello grosso. fresco pure. Mamma, cioè, ma cosa volevi? No, cosa volevi? C'era di tutto, effettivamente, c'era un bel assortimento di cose. C'è di prendere il pesce. C'era tutto un lato fra Allora, piatto a base di riso. Tutto penalizzato. Poi c'è tutto l'angolo col salato, l'angolo con le torte, Uguali. l'angolo affettato, Solo da lì, ok. pollo, pesce, carne, il brodo, latte, marmellata. Piatti a base di pesce. Eccolo qua. 刺身もいいけどグリルもなか Però la colazione migliore era il cappellaccio con 30% di dentro e poi la lampetteria di Gabbana. Quello Oh, anche le donne ricche stanno iniziando a sparlottare di Kamoshida, quindi la notizia è uscita comunque al di fuori per bene. 解決のめども立ってないのにあんな低俗な事件に時間割いてもらってもねこの国が平和ってことかしら囚人の生徒さんはお気の毒ですけ Vabbè, ど convinte voi. 話題になってるなあらやば注目されてるぞ料理よそってごまかせ後で食い Oh, Irei, bonsoir. Ah, いや che ti sei perso un bel pezzo. Mo ti aggiorniamo, aspetta. 少年騒がしいのは勘弁してほしいわ Allora, Rei, c'è una buona notizia 子供がビュッフェ楽しん e で una cattiva notizia. Quale vuoi prima? 他のやつらの反応も気になるな料理予想ついでに聞いてみようぜよそのテーブルのとこにそれっぽいやつらいないかな Allora, prendi del riso, prendi della carne, prendi un dolce. Allora, dolce gigante. Persone qui di che parlano. E poi non è un dolce gigante, è una fontana di cioccolato. Sì. Non è un dolce. でかいなじゃな Quindi か zuppi. どうせすぐに広まるってもうネットに上がってるしね Ok. 例の鴨志田が世直しヒーローにやられたって話 Quindi quel sito che abbiamo visto prima in realtà sta girando anche al di fuori della cerchia della scuola, quindi... 言われた通りにやればいいのどうせ No, no, no. 学生の噂だし Chrome proprio stasera non sta dando problemi, anzi stiamo usando la chat su OBS e sta funzionando perfettamente. Aspetta. L'ultimo messaggio di Reagan è cattiva. E qui c'è pure qui. No, la chat stasera proprio, mai come stasera, non sta dando manco un problema. 料理よそっとけホイップクリームいっぱいにや Ragazzi, ma voi vedete bene, c'è qualcosa che non va. どうかしました No, la chat sta andando. こっち見てた Francesco c'ha sta cosa. Se ce l'ha pure Reagan c'è un problema allora. Che i messaggi stanno arrivando, il problema è No, che non quello si vedo. aggiornava il browser e quindi a noi non arrivavano, però mi sembra che sta andando Fatemi tutto bene. sapere. つらの反応も気になる Allora,
Sei stato anche aggredito di nuovo comunque, sempre lui. Vabbè, Sempre lui. ma quello è un fatto di carattere. Sempre. Allora, Regen, la cattiva è che abbiamo 50 minuti di tempo per mangiare tutto quello che c'è qua dentro. Tutto. Perché la buona notizia è che Kamoshida, dopo il furto che ha subito del cuore, è entrato in aula nel momento in cui stavano per dire voi via dalla scuola, ha confessato ogni singola cosa che ha fatto, si è preso la colpa di tutto quello che ha combinato, anche dicendo pubblicamente ho molestato sessualmente le ragazze che venivano in palestra, e quindi noi non siamo più a rischio espulsione dalla scuola. Quindi al momento il tesoro che si era trasformato in una medaglia d'oro l'abbiamo un attimo venduta sotto banco e ci siamo fatti 30.000 yen, quindi con quei soldi siamo andati a fare un attimino un pranzo alquanto interessante e no, più che altro si è arrivato al momento giusto. Non ti faccio spoiler, però tu osserva, godi di quello che vedrai. Quindi di conseguenza la notizia di Kamoshida che ha confessato è iniziato a girare in TV tramite i vari telegiornali ed è stato aperto da qualcuno un sito per quanto riguarda i Phantom Thieves, i ladri fantasma che siamo noi. Quindi qualcuno ha preso seriamente la lettera di sfida che abbiamo lasciato a scuola, quindi sta iniziando un pochettino a girare, ad aumentare quante persone e quali cerchie sociali sanno effettivamente quello che succedeva e che è successo nella nostra scuola. Però noi ce ne fottiamo nel frattempo e ci facciamo come dei porcelli, perché a questo punto... Non sta andando, Regen ha scritto buonasera 20 minuti fa. È un po' in ritardo, un po' di verità, Regen. Facciamo prima mandare un fax. Ma stava andando... Ma questo ma non so loro che stanno vedendo, perché se lo dicono entrambi vuol dire guarda, che... allora aspetta. Scusatemi. Metto qua e metto qua. A posto. Vediamo se si blocca o se succede qualcosa, va bene? È che non sto capendo. Allora, prego, voi continuate con i vostri dialoghi e con le vostre cose. Voi parlate, scrivete. Francesco Suca, quando lo senti scrivi e io ti risponderò. Dimmi dopo quanto tempo lo senti. Suca. Un po' qualcosa in più. Meglio. Così lo sente. Anche se però poi alla fine chi era fuori dalla cerchia sociale della nostra scuola non è che se ne fotte Kamoshida, quindi sì, poveri ragazzi, stop, stuca tu, ok, l'ho letto, Francesco, non c'è neanche tanto ritardo. Suca tu. Allora, è apparso un cosciotto, delle salsicce, ma quanto cazzo state mangiando, porca la miseria? Ci hanno preso un panino intero con un pezzo di formaggio vicino così grosso. Sì, cioè, uno sbocco. Sì. Qua in mezzo mangio la carne. Vabbè, è buono. Aspetta, sì. Abbiamo un problema, che là non è arrivato, ma è arrivato a destra. E siamo a 2 minuti. Ma io cioè, ci sono voluti 2 minuti da quando... Non sto capendo. No, non ci sono voluti 2 minuti, Francesco. C'è un po' di lag, ma non riesco a capire da giorni perché. C'ho tutti i settaggi come le ultime volte. Noi eravamo arrivati manco a 7 secondi, 8 secondi di lag. Ce li contammo in live l'altra volta, ma non so cos'è successo. Allora, si sono spazzolati tutto. In 50 minuti si sono mangiati tutta quella roba. Dai, è stata una passeggiata. Mo è arrivato. Vabbè. Vado a giocare a cosa se ne è andato. A cosa vai a giocare, Francesco? Qua l'Oxa. Che cos'è, Francesco? La sorella di Anna Oxa. Qua l'Oxa. No, è un gioco più il DLC, ma già si sarà scollegato perché è sceso un numerino là. Già c'ha Pisa. Brutto sempre. Vabbè, ci sta, scrive una cosa, un quarto d'ora a rispondere.
Vedi che mi ha scritto su WhatsApp, un pezzo di merda. Salve. ちょっと見てあのテーブル Oh, c'è una signora elegante. 多めに見てあげようじゃないか。 Ah, stavo ti svegli elegante. Uomo facoltoso, ma perché non ce ne va un poco a fare nel culo? 親御さんの Grazie. 顔が見てみたいわ No, sono in un grande hotel più che altro. È un hotel di lusso dove c'è questo menù da 8000 yen dove ti puoi abboffare come un porco e loro sono andati lì. Allora, mo ce ne dobbiamo andare. 腹が突っ張ってる。レストランの階のトイレ清掃中でマジ焦った。 Comunque appena sono entrato erano 3 minuti di delay, mo sono una quarantina. È una cosa che non capisco, non lo so. Non lo so. レストラン何階だっけ？上がってきたから下の階だろ。 Che perché minchia, prima eravamo, ti ricordi, a quei 3, 4, 5 minuti buoni? Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Oh, ma c'è un personaggio. C'è qualcuno che noi già abbiamo visto. Un uomo raffinato. Noi lui già l'abbiamo visto. No, però almeno cosa sta succedendo? Non lo sappiamo, Reiken. Non sappiamo. 気にされるほどのことでは。貴様の意見などいい。 Lui lo abbiamo già visto in qualche ricordo. È arrivato, stavamo prendendo l'ascensore. E no, lui è più importante, deve salire prima lui. E ci sono delle guardie del corpo. Quindi mi scusi, siamo arrivati prima noi. 急いでいる。急いでたら割り込みありかよ。しばらく来ない間に客層が変わったな。 Ecco. 託児サービスでも始めたか。あ？先生、お時間が。分かってる。 Ma pezzo di merda, che cazzo spingi? Ferma, fermo. Quella voce. È lui o non è lui? Ma certo. Comunque è una testa di cazzo, quindi... È chiaramente un uomo raffinato. Oh, ma moltissimo. ムカつくやつだぜ。てめえ以外素で見下 Noi non riusciamo a farci passare il mal di testa perché stiamo ancora riflettendo sulla cosa. 許せねえんだよ。ああいうクソな大人は。 Allora, la voce di quell'uomo. Sì, sembrava quasi la stessa di quella volta. どうした？大丈夫か？ Solo un giramento di testa. 気分悪いのか？ Magari potrebbe essere l'uomo che stava molestando quella donna che noi abbiamo salvato 何がセン e che ci ha fatto passare, diciamo, dei momenti non proprio tranquilli, visto che siamo dei pregiudicati, ormai è ufficiale sta cosa, e ce lo siamo ritrovati qua. Va bene. E sembra anche una persona comunque importante, visto che ha 細い。 guardie del corpo e quant'altro. Si è mangiato tutte cose. なんで切れてんだ Sì. よ。 Sì. Lei prima volevo prendere un altro piatto per pulirsi la bocca alla fine del pranzo, ma dopo tutto quello che vi siete mangiati. ぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を落として割ったの私のせいにされちゃって。クソすぎんだろ。大丈夫。でもさ、お店の人が私を見て、 Vabbè, Anna, succede. みたいな顔してたのがさ。 Devo narrarti dei vassoi che ho fatto cadere io al McDonald's, bibite e cose per terra? Dai, dai, vai tranquillo. Ma non farti proprio nessun tipo di problema. 私ら、やっぱ場違いだったのかな。 Perché dovremmo essere fuori posto qui? Cioè, cosa manca a sti ragazzi rispetto alle altre persone che stanno Forse qui? l'abbigliamento, magari. E sti cazzi? Eh no, vabbè, dipende dal posto. Se ci hanno fatto entrare non c'è il dress code, però... No, non siamo fuori posto qui. Ci può Anche perché come hanno pagato loro più facilmente, vabbè, quello sicuramente. abbiamo pagato pure noi, quindi non c'è differenza tra noi e loro in questo momento. 歪んだ強い欲望を持ったやつならな。お宝取れば改心するってのもか？そうなるな。 Quindi chiunque ha un desiderio così profondo, ma soprattutto malvagio, crea un palazzo. 身勝手で人のこと見下してくるクソな大人。 Ora la domanda è, ci saranno altre persone cattive come Kamoshida?
A meno che il gioco non è finito. Siamo alla quinta puntata, le altre arrivavano a 60-70, penso che abbiamo ancora... せっか Sì, く sì, 俺 sì. らが Sì. 鴨志田のやつ改心させたのに心の怪盗のことをまだ全然信じられてね。それによ、我慢してるしかなかった奴らが感謝してくれてんだぜ。俺らにさ。 Allora, è pieno di vittime, che almeno hanno trovato il coraggio di parlare adesso. 困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。まあ確かに我が輩が直々に鍛えてやるんだ。 Va こ bene, の怪盗団でできないことは va な bene. い。 Dici tu. 俺たち怪盗団なら助けてやれんじゃねえか。 Effettivamente non ci avevamo mai pensato a questa cosa. Finora siamo stati occupati per Kamoshida e tutti i cazzi che avevamo sì. ascoltato. Però pensandoci un attimo e ampliando il pensiero e non essendo un attimo limitati sulle cose, è scomparsa proprio la schermata di Twitch. Va bene. Effettivamente noi abbiamo dei cazzo di superpoteri. Sì. Potremmo pensare di aiutare le persone. Sì. Comunque è un potere. Cioè, potere in In un altro parte, senso, in un sì, altro una senso, parte. mettiamola così. Averceli fissi sarebbe un altro conto. Quindi perché non fare qualcosa per gli altri? Tipo uccidere Nomura. Potrebbe essere No, quelle cose. però risvegliargli il cuore per arrivare al vero Kingdom Hearts, sì. Sì, così lo fa e quello che fa dice è arrivato il momento. Va Allora, in quindi che pensione. vogliamo fare? Vogliamo aiutare gli altri? Cioè, se no... scusa, Se ve la sentite sembra troppo, fate voi, No. poi io faccio il capitano e vi vengo dietro. No. aiutiamo gli altri, figa. これでようやく我 Sì, が輩 organizzazione criminale. Ok, bene. 怪盗団になれるってことだな。 Quindi ci servono soldi, armi, un なん rifugio, かうちらっぽいね。 un'identità segreta よっしゃ決まりだな。クソな大人どもあっと言わして。 e soldi per i medicinali perché prenderemo tante botte. Ok, Quelli vabbè. sempre. Purtroppo sono リーダーっ avanti. て君でいいよね。 Perché io? 異議なし。俺そういう責任感いるの苦手。 Ma più perché io? Perché sparisce la schermata di Twitch all'improvviso? Sto capendo. Non lo so, non lo so. Ray, puoi provare a mandarci un messaggio? Che se funziona con questo la lascio così, frega cazzi. 心の怪盗団だったけど。 Allora, ladri fantasma di cuori è un bel nome. だったら可愛くて Un ゴ po' ージャスな lunghetto forse. ね。ピンクダイヤモンドとかどう？ I diamanti no. 草野球感が No. すげえな。 Diamanti no. じゃあ我が輩の案だな。アマダイのポワレ、シャンピニオンス。 Blanquillo in padella, neanche. あんまなんだって。さっき食ったやつだ。メモリアルだろう？アホか。もうお前決めてくれ。 Allora, mentre controllo sto cazzo di fatto di Twitch, si è proprio Chrome, figlio di puttana, che fa crashare tutto. Allora, comunque ho provato il Re Fantozzi, livello altissimo. Bravo Regan. Allora, fammi provare un attimo una cosa, che è questo che crasha, figlio di buona madre. Se lo faccio... Aspettate un attimo perché qui... Qualità, facciamo così. Un attimo, se facendo così miglioriamo la situazione. Allora, adesso sta a noi. Come chiamiamo il nostro gruppo? Golbat. No? Prego, Allora, suggerite quello che vi viene in mente, parlate, comunicate, dite. quello effettivamente Può scrivere anche i Katzen, cioè dite tranquillamente. come Phantom Thieves, però Anche perché è vero che, tra virgolette, gioco io e premo io i pulsanti, ma a me piacerebbe che fosse che noi tutti, anche voi in chat, facciate parte di questo gruppo. Quindi suggerite pure il nome. Tu cosa proponi, Gianmarco? Vai tranquillo. non lo sai, cioè. Peppi, tu che suggerisci?
Nome del gruppo. Nome del gruppo, scriviamo come nome No, del nome del gruppo, un po'... Visto il simbolo del canale e il cappello di È paglia, tornato. i pirati, io direi invece che i pirati fantasmi. Pirati fantasma. Scusa, Padri Lantasma c'entra. Padri fantasma, non Ti prego, credo. vedi se c'entra. Padri fantasma. Padri Lantasma è bello, vero? Francesco è tornato dall'oltretomba per questo. Padri fantasma. No, non c'entra. No, Francesco. Non va. Pirates. Non va, Francesco. Mm. Pirati. No. Pirati Pants. Bello, Pirati Pants. Re Fantozzi a questo punto. I Re Fantozzi, sì. Dai, i Re Fantozzi, dai. Evento crossover? Sì. Gruppo Harem. Non è gruppo Harem. Non si fa nessun Harem. Re Fantozzi, però è più il nome di un personaggio, ci vuole più il nome Sì, di un forse gruppo. Perché è sempre così difficile? Allora, noi come gruppo siamo... Phoenix Rangers. Non c'è. I Fantozzis. I Fantozzis. Fantozzis, quindi teniamoci... No, facciamo solamente i Lantasmi. In realtà non è Padri Lantasma. Noi siamo i Fantocci. Sia per collegarci alla battuta sul Re Sì. Fantozzi e Fantozzi veniva chiamato Fantocci. E visto che comunque siamo dei fantocci della società. Questa è proprio tirata per i capelli, Sto cercando la ciappa di tutti in manergia, ma Questa proprio- di tutti. Ma no, a questo punto preferirei Golbat. Anzi, Golbats. Con la S alla fine. Allora, Non è male, secondo me. mm, Brigata russa non c'entra. non penso, no, non penso. Uff. Quarto Reich. Non penso. Non si può fare anche quello, per fine. O Fantozzi glielo dobbiamo mettere. Phantom, scritto così. Oppure Fantomzi. Fantomzi? Siamo i Fantomzi. Doppia Z però. Attenzione. No, sì, Tiz no. Tiz non credo. Fantomzi. Mi piace i Fantomzi. I Fantomizzi. I Fantomizzi. I Fantomizzi Vabbè. va bene. Non mi piace. Questo può andare bene? Sì, Tiz sì, sì. Fantomzi, allora. Così. Questo così penso vada bene, i Fantomizzi. Ma poi quello è tornato solamente per scrivere Padri Lantasma. Poi sei andato un'altra volta. Fantomizzi. Fantomizzi. Ma che cazzo è questo di Monster Hunter? Dai. I Fantomizzi, dai, Fantomizzi va bene. Fantomizzi secondo me accontenta un pochino A tutti. me piace Fantomizzi. Ray, tu sei d'accordo? Tanto le Ziz in questo gioco ci sono, quindi quelle già sono comprese, non c'è bisogno di metterle Figa o nel Mara, gruppo. man? Bravo, sì. Non so perché Fantomizzi mi fa schiattare, allora è la scelta giusta. Fantomizzi, vai. Fantomizzi, questo è il nome giusto. Vai, siamo i Fantomizzi. 割といいんじゃない Ah, tu sei un'intenditrice. にしては上出来だな 名前はこれでいい。 Bravo Ryuji, hai capito bene. Se vi piace, Fonda una squadra di ladri. ターゲットは誰にすんの
Mi raccomando, zio, stai lontano dai guai, tu sei pregiudicato. Ho fondato una banda di ladri. Sì. Sì. Ora però, giustamente, dobbiamo aumentare la caccia e pescare qualcuno di più grosso. Grosso non- dirigente. Dirigente? Sì. まあそんなとこだ。大物ならニュースになんだろう。そしたら俺たちを信じる奴ら。 Eh sì, che a questo punto chi cazzo ci calcola? 名字にしては面白い意見だ。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない？ Ovviamente scegliere un obiettivo così dal nulla. 全員が乗れるやつに絞ろうぜ。全会一致で決めた大物か。いいね、全会一致、掟っぽい。怪盗団の結成だぜ。 Allora, noi siamo i ladri fantasma, nome ufficiali Fantomizzi. 時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。 Ok. Ecco qua, a posto. I miei giorni, i miei giorni. Viaggio nel tempo. Ecco qua. 人の歪んだ認知が形になった異世界。 Un altro mondo in cui prendono vita le cognizioni distorte? Chi crede a sta cosa? C'era pure un gatto parlando. Come cazzo fai a farti credere, dai? È vero comunque. Fai quello che minchia vuoi dire. 聞くに値する話とは到底思えない。けどデタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあい Quindi いわ。それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した2人の仲間。話の流れから言って同じ修人学園の生徒よね。 noi ci fidiamo di lei e ci apriamo e gli diciamo le cose o vogliamo fare scena muta? Noi l'abbiamo già incontrata comunque a lei. Posso proporre una cosa? Notizia dell'ultima ora, i Fantomizzi smascherano Bruno Vespa e il suo giro di Baby Squillo. Ciao, bravo. Io dico una cosa. Però è secondo me solo essere equi nella vita. Noi ti confidiamo tutto, ci apriamo e poi ti apri anche tu. Sul Ma tavolo tu stai parlando... dell'interrogatorio. Aspetta, ecco, quella è la davanti... Tu stai parlando all'ispettrice o qualche altra cosa? No, o... lei proprio lei. Ah, ok, no, non penso sia possibile qua sul tavolo. No, non- si può. Allora non appunto, penso in questo momento. Omertoso fino alla fine. Vabbè. So. Ma io È una speranza tangibile? No. Dipende da Bruno Vespa a questo punto. Non penso che sia presente nel Giappone dove ci troviamo adesso, però magari c'è qualcun altro, tipo c'è lui. Noi sappiamo che adesso a questo punto è lui l'obiettivo che poi abbiamo scelto, quindi mo noi adesso dobbiamo capire dal giorno in cui siamo chi è sta persona. E noi adesso stiamo guardando nel futuro e sappiamo già in anticipo chi è che sarà il nostro prossimo obiettivo, però noi effettivamente non lo conosciamo. Quindi comunque facciamo andare avanti i giorni, abbiamo speso 24.000 yen. Dai. Sai, scommettimi su un tavolo da blackjack, per favore. Dice Francesco. Non avevo dubbi chi l'aveva detto questa cosa. Ah, tu dici addirittura sventrare, un po' troppo. Ah, proprio aprirla come un Sì. ci sta. Allora, hai sbloccato il covo dei ladri. Puoi accedere al covo dei ladri Oh, dal menu YPsilon. Al covo dei ladri puoi svolgere diverse attività, come guardare immagini, ascoltare musica o giocare a carte. Puoi sbloccare altro andando avanti con la storia, quindi passaci ogni tanto. Quindi, così come Persona 5X vado nel covo dei ladri, ci vado anche qui. Andiamo a vedere che cosa c'è qua butta dentro. dentro sto covo, Eccoci qua. Tutto perfettamente uguale. Sì, sì. Allora, ci sono dei tavoli. Tu
pezzo di merda, tu sei un pezzo di merda, tu Oh, bambino no. vestito di bianco. Poi capirete perché di questa mia espressione, ma col tempo ci vorrà tanto tempo. Perché una persona buona vede arrivare un bambino e dice perché tu pezzo di merda? Poi capirete il perché. Ha un design totalmente Forse lo capiremo staccato. tutti tra un po'. Prima. Parentesi. Ok. Sembra totalmente staccato dal gioco. Allora. È probabile. Tra l'altro, a questo punto. Ecco perché mi hanno detto quel messaggio. Ma che orecchie sono? Reagan, bravo. Poniti domande sul suo aspetto. Ma più che altro mo mi stavo Sì. ponendo una domanda perché su questo esatto punto, su questa scena qua, c'è stata proprio una cutscene in Persona 5X su alcune cose che io non stavo capendo. Quindi mo vedendo sta scena qua, Persona 5X è... forse dopo. Ok, vabbè. Allora, noi mo adesso abbiamo questa cosa qua. Questo bambino ha una macchinetta. Fa varie cose, ha delle orecchie un attimino strane. Va bene, qui si raccolgono i nostri ricordi. Vabbè, ti aiuterò come meglio posso. Tua madre, quella svergognata. Vabbè. Allora, nel covo dei ladri puoi usare le medaglie P per l'acquisto di interessanti contenuti extra. Puoi ottenere medaglie P grazie ai premi o giocando a magnate. Incredibile gioco. Ma meglio che non mi siedo a giocare perché sennò è finita. Allora. Io una partita la voglio vedere però. No, una partita la facciamo. Allora, possiamo acquistare vari oggetti e varie combinazioni di oggetti in vari posti più varie cose comunque ci permettono di avere delle piccole cutscene con altre cose in più. Allora, abbiamo vari stili. Abbiamo oggetti che adesso non abbiamo manco il cazzo. Possiamo fare però compra oggetto. Dai. Arsène, Zoro, possiamo comprare i Persona dei nostri comprimari. Io di persona inizierei a prendere tutto. Allora, tanto costano anche 5. Questa è una cosa del Royal, sì. Sì. Perché sono belli e ce li prendiamo. No, aspetta. Allora. Poi. Statua di Kamoshida. No, statua di per Kamoshida si forza. prende. Si prende la statua. E che fai? Non lo prendi? Kamoshida come nemico. Allora. Lavanderia automatica. Diorama della lavanderia. 5. E noi lo prendiamo. Ok, e qua tutto quello che c'è al momento disponibile. Ogni tanto dobbiamo vedere di tornare qua. Io vorrei vedere solo se c'è una cosa. Qui ci sono tutte le tracce musicali del gioco. Stai cercando quella? Sì. Che deve essere, no? Forse dobbiamo ancora sbloccarci però, Non c'è. Va bene. Va bene. Anche che Peppino Allora. è successa una cosa giustamente l'altra volta. Noi avevamo Qui abbiamo- annunciato ai nostri amici che ci sarebbe stata una televendita in questo gioco. Non c'è stata la televendita. Però- Questi sono tutti gli La obiettivi. televendita c'è stata, ma una persona manca all'appello. E loro Allora, ecco. non sanno chi sia. Per tutto quello che già stavamo giocando e per quello che abbiamo fatto finora, noi abbiamo completato il 3% degli obiettivi. Grande. Quindi abbiamo anche un bel po' di cose. 10, da fare. 10 ore di gioco. Sì. 3%. Allora, a questo punto volevo vedere di mettere qui gli oggetti. La zona comunque è bella grossa. Sì. Allora, raduna il gruppo per giocare a magnate. 3 partite formano un set. La classifica finale si determina in base ai punti ottenuti durante ogni partita. Otterrai medaglie P in base alla difficoltà e alla classifica finale. Completa le sfide per ottenere più punti. Va bene. Io sto facendo il torneo online, quindi ogni tanto mi faccio la partitina a carte, vengo qui e gioco a carte. Allora, giochiamo. Allora, la forza di una carta è determinata dal numero. Ogni carta deve battere la precedente e il numero di carte in gioco deve essere rispettato, come le coppie. La carta più debole è il 3, ma la più forte è il 2.
inizia a giocare inizia il giocatore con il 3 di quadri e il mendicante inizia la partita seguente. Ci sono le informazioni e le regole comunque durante la partita. Allora, oddio. Allora, gli ha lanciato il 3. Quindi noi dobbiamo lanciare dal 4 in su, cercando di mettere sempre la carta più alta rispetto agli altri. E allora giochiamo medio alto, scusami. Ok. Facciamo sì, sono qua. L'8 ferma il gioco. Aspetta, Arsen! fermi. Poi il 3 teniamocelo. Anzi no, facciamo così. Oh, ciao quello. Poi quello, bonsoir. Lancia il 9. Mettiamo un 10. Ragazzi, c'ho il 2. Sucate. Ora io metto 2 carte, loro devono mettere 2 carte più alte. Suca. Così, no? No, ti faccio capire subito. Aspetta. Devo fare una trappolina. Lei mi ha fottuto. Collasso. Mi ha fottuto con l'asso. Fottuto alla grande. Ma fottutissimo. Posa una carta. Soldato. Posa una carta a te. Posa. Guarda là, guarda. Aspetta. Ma ha vinto lei così. Ti ha foldato alla fine. Siamo stati poldatissimi. Sei. Cazzo, il piano era perfetto. Vabbè, al secondo posto. Va bene. Porca la miseria. Ha preso Morgana. Quindi in base a che posizione arrivi, inizi poi con perte carte o ne devi scartare un paio, eccetera, eccetera. Ryuji è il povero. 5, 6. Allora. Un 3. Il Joker. Suka. Vedo Ryuji con questi 8. Ryuji, e sei un po'... Asso, sì. Finito? Ok. Ok. Ma perché l'8 firma la partita? Non ce l'ha... È la regola, no, l'8 ferma. L'8 ferma. L'8 ferma. Fermati. A posto. Fatto. Nel secondo round, chi è arrivato primo al round precedente, se qualcuno lo batte, in automatico lui perde quel round. Ok. Quindi arriva al quarto posto in automatico. Diciamo che abbiamo ancora qualche possibilità. E devo dare 2 carte. Dai 2, 4, così, adesso è tutto forte. Vai. E ci ha dato 2 belle carte. Allora. Va. No. Ah! Un lavoro. Cosa fa? Cosa fai? Cosa tocchi? Cosa fai? Fermati là. Fermati là. Fermo. Ma... Che quando... dai. Allora, dovremmo aver vinto noi. Ok, Anne, ti è andata un pochino male. Non ti abbiamo gufata un attimino dopo quello che ci avevi fatto prima.
Allora, intanto prendiamo degli altri gettoni, quindi se sblocchiamo qualche altra cosa la prendiamo. Abbiamo ottenuto 7 monete. Allora, volevo, prima che ce ne andavamo... Vai via tu, pezzo di merda. Allora, posizionare... Stanza di velluto. Allora, un bel Arsène. Lo mettiamo. Carmen la mettiamo qua. C'è qua. Statua di Kamoshida. Eccolo qua, guardalo come è bello, guarda. Shida. Versione mostro, lo mettiamo qua. E avevamo il diorama della lavanderia e questo lo mettiamo qua. Quindi a questo punto, se noi andiamo ad esempio nella lavanderia, c'è un dialogo particolare che possiamo ascoltare. Microfono aiuto. Che è successo col microfono? Stasera fino a che ora state in live? Solito orario, quello penso siamo fino comunque un'altra mezz'oretta, una quarantina di minuti. Io non capisco perché Chrome fa sempre queste cose, perché la chat si ingrippolia tutta. Poi sembra Francesco. No, ma poi non so perché sì, effettivamente sempre a Francesco succedono queste cose. No, la base è sempre quello. Quindi noi l'orario che facciamo è quello. Sto cercando di vedere di iniziare le live pure un pochino prima, però quando iniziamo per le 22, 23:30, sempre per dopo mezzanotte finiamo tranquillamente. Io vorrei sapere tu chi sei. Incredibili, i timpani Dio Cristo. Dicerei che invece per 6 secondi siete diventati Daft Punk. Sarà qualche bug del gioco, forse. Sarà successo. Che non stiamo muovendo niente, non stiamo facendo niente, quindi non so veramente. Allora, no bimbo, tu te ne devi andare a fare in culo. Allora, vuoi uscire dal covo dei ladri? Sì. Anche perché a noi non c'è stato nessun segnale, nessuna cosa particolare, quindi non so. Foto dei piedi? Stanno andando? No. Non credo. Allora, hanno fatto una foto. Ecco qua. Ma adesso comunque ci state sentendo di nuovo normalmente? Allora, questa sera, visto che comunque non possiamo uscire fuori perché siamo no, siamo entrati nel covo della... Non possiamo uscire. Da domani inizieremo a operare come i Fantomizi. Un nome che presto diventerà una leggenda. Ok, grazie mille ragazzi. Allora, i Fantomizi adesso fanno un altro po' di caffè, che così sono 30 di SP ogni volta. Prendiamo punti con lo zietto e lo portiamo avanti un pochino, anche perché sono giorni che dobbiamo andare a cambiare il DVD in città e non riusciamo ad andarci. Allora, fascino continua a salire. Quindi noi adesso dobbiamo capire quell'anzianotto chi è. E perché è un pezzo di merda soprattutto. Salve Nasello. Ma stiamo ringraziando. Che dobbiamo fare una riabilitazione? All'imminente rovina.
Mente rovina? 破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い経験を積むことも一つ。先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。 Si sente un po' male. 私たちからも助言。 Aspettate, mi avvicino il microfono. 現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす。 Allora, aspettate. 関係の洗練につながるのです。 Fermo un attimo persona. Metto un attimo OBS, vedo se noto qualcosa di strano. Aspetta, provo ad alzare un po'. Ditemi adesso come si sente. Gli ho alzato un pochino qua. E i filtri è tutto attivo. Gracchia un pochino. Aspettate un attimo. Un attimo di staccare e rimettere il cavetto. È successo qualcosa che ha fatto letteralmente saltare il microfono. Allora, vediamo un attimo così. Fatemi sapere. ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。 Anche se molto probabilmente con la mia solita fortuna si sarà rotto per qualunque motivo X che ancora non so e dovrò sostituirlo. 心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を。 Pacchetti persi non ci sono. Alert non ci sono. 構成に励むがいい。期待している。 Noi comunque ci stiamo allenando e stiamo diventando più forti. Adesso meglio? Ok. Qualche cosa alle porte USB allora. Riserva extra. La capacità della tua riserva di persona sale a 8. Quindi adesso ne possiamo portare 8 con noi. Allora. L'abilità del confidente riserva extra porta 8 le persone che puoi avere con te. 国言です。つかの間契約者を訪ねることを忘れるなよ、囚人。 Quindi ci ha detto continua a migliorare i tuoi contratti. A volte una persona conosciuta in città potrebbe diventare un tuo confidente. Se condividete i medesimi obiettivi potreste stabilire un legame. Man mano che il tuo legame con un confidente si rafforzerà, il rango aumenterà. Questo ti permetterà di creare persone ancora più potenti. Fai del tuo meglio per trovare i confidenti e rafforzare questi legami. Allora. Quindi dal sito noi siamo al 6% di popolarità. C'è la Big Bag Challenge. Puoi mangiare lì per soli 500 yen. Ah, è una sfida a mangiare il paninozzo più grosso per aumentare il coraggio. Quindi abbiamo un'altra attività da fare. Va bene. Facciamo finta che non è successo niente e andiamo avanti, va bene. Professoressa Kawakami, vedi in giro studenti che vanno in giro fatti male, proprio tozzati a sangue? 2 domande su quello che succede a scuola. Noi abbiamo tanti persone, professoressa. Non glieli possiamo mostrare perché sennò qua salta la scuola, quindi un pochettino un problema. Sì, sì, molto possibile.
珍しくみんな起きてるじゃない。ひょっとして今日私結構ためになること言って。 No, professoressa, è che non c'è il tiranno nella scuola e la scuola si è un attimo alleggerita del peso e dell'aria pesante che c'era prima. 昔の知識が今になって腑に落ちた気がするわ。 Allora, acquisire questa conoscenza mi fa sentire più sbrillanto e noi un punto ce lo siamo presi. Allora, siamo ancora ignoranti come delle capre. 回答お願いチャンネル地味に書き込み増えてんぜ。いつも借りパクする友達に謝罪させたい。そんなのてめえでなんとかしろっつうの。 Oh, è tornato Leo. Ciao Leo. Welcome back, Leo. あの子たち Quindi già stanno iniziando a farci delle richieste dal sito. Però su richieste, mio amico si è preso la bicicletta. でしょ。 Fatta la bicicletta, cioè, non è che ci vuole. だけど鴨志田ああなったじゃん。飛び降り騒ぎで隠し通せなくなったから自分でゲロっただけっしょ。 Sta andando, abbiamo abbattuto il professore zozzo e pervertito e adesso ci è stato mostrato qual è il nostro obiettivo nel presente. Già abbiamo visto il secondo obiettivo dei ladri fantasma, qual è stato, però noi non sappiamo ancora come siamo arrivati a quella persona lì. けど今に見てやがれ。誰でも知ってるような大物を2人3人とや Ora adesso dovremmo avere una bella sessione di で vita quotidiana, 今のところめ anche se penso che inizieranno a introdurre l'altra cosa a breve. 熊谷の脅迫したって噂立てられてるし。しばらくは真面目に学生生活を送るしかなさそうだな。ただいざという時のために準備だけはしておけよ。俺の方は大物の情報が転がってこねえか。 Morgana comunque va ovunque in quel cazzo di borsello e nessuno se ne rende mai conto. Come il bullismo. せっかく怪盗団結成したっつうのに狙う相手が見つかんねえとはな。まあまあ。うまくいかねえもんだな。 Allora, 失礼します。 oh, salve. お呼びでしょうか。鴨志田君のありさまは君も見たね。まるで人が変わったようじゃないか。絶対におっしゃってる意味が。聞けば妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。 Il preside sta facendo un po' troppe domande. 先生に何かをしたのか。 Questa un attimo palpeggiando mio fratello. No, prego, prego, fate pure. あ、つまり鴨志田先生は生 questo 徒 è sempre に bello. されてああな Sempre っ il たと。 compatto del tipo. そ Via. れを知りたい。 Bravo. 大人が Bravo. 学生の Allora, il preside due domande se le è fatte. Degli alunni hanno minacciato Kamoshida e Vabbè, Kamoshida ha fatto quello che ha delle fatto. domande, Mm. dei dubbi giusti solo. Va bene. 噂もありますが。 Noi- E sta incaricando lei di cercare un attimino qualche informazione su di noi. 田先生が変わったのは事実だ。原因が何なのか。ただ Elevata. Grazie Elevata. Reagan. Mia moglie Reagan, grazie. 間違いないためにもだ。 Proprio mia moglie. Veramente lei. 鴨志田先生には引き続き私が話を聞く。 Quindi mo 何か lei dovrebbe avvicinarsi a noi a questo punto. 出ないと無責任な噂も収まらない。そうだろう。入学以来。 Preside essere molto inutile. そこをもやけ、教師からの人望も極め Che lui di sicuro sapeva che le alunne venivano molestate in palestra e non ha mai fatto un cazzo per risolvere la cosa, quindi 血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったら、お姉さんは甘 e sta minacciando la sorella così. Ok, dai. Maurizio Costanzo qua deve buscare. さすがは生徒会長。 Quindi, come abbiamo speso 4-5 giorni per far fuori un pezzo di merda, subito dopo ce n'era un altro dietro. Quindi però ci ha dato un dettaglio non indifferente. お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。はい、抜かりはありません。早速調査に。 Ok, lui è un burattino. C'è qualcun altro dietro. はい、近日中には Allora, ecco, dei persona, questa è la cosa principale. Non fermatevi alle apparenze. C'è sempre qualcun altro dietro. Sempre.
Però se invece c'è scritto gioco finito, c'è sempre qualche altro cattivo sotto, non vi preoccupate. Ma una battuta ma non la posso fare. No, non farle, non farle. Quindi c'è qualcosa, siamo andati a muovere dei fili che non dovevamo muovere. Decisamente. Vabbè, al momento nessuno sa che siamo noi. Proprio scientificamente è impossibile dimostrare quello che abbiamo fatto, vabbè. quindi almeno su quello siamo tranquilli. Professore, che volete? Professore? Professore, suca tua sorella, professore. Mamma, che cazzo di botta. Professore, stavamo parlando con i ragazzi di Fessa, almeno quello. Che cazzo. Però io a livello 5 voglio che faccia una capriola a mezz'aria, rovesciate e glielo rispedisce con un calcio in fronte. Oh, Mishi, guarda come stai bene. Sì. L'ha fatto lui il sito. E non è pieno di lividi dopo solo un paio di giorni. Spezzagli il collo. Stacca tutto, stacca, Spezzagli il stacca, collo, spezzagli il stacca collo, tutto. spezzalo. Che cosa? Cosa? Vabbè, spezzagli il collo, vai. Ammazzalo. Sì, ma sei troppo. Però. Perciò deve morire, uccidilo. Però. Uccidilo ora. Ok. Troppo tardi. No. Devi buttarti dal ponte. Allora, intanto, seppure i ladri fantasma volessero farsi un po' di promozione, No, ma poi... avrebbero dovuto un attimo prendere i soldini, assumere qualcuno che gli faceva il sito, qualcuno che glielo curava, qualcuno... Lui ha detto, te lo faccio io a gratis, non mi devi dare però... Vabbè, è grandioso. Vabbè. Tutti i soldi che risparmiamo per le armi e quant'altro, quindi... Sì. 悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。怪盗団の今後には期待してる。内心そう思って。 Ci servono degli obiettivi, quindi magari potremmo anche pensare di fare qualcosina su piccole situazioni. Ah, ho fatto una piccola votazione. Sì, il sondaggio che ci è uscito durante il cambio del giorno. Mishima, classico scemo che fa lo splendido e poi ha paura di chiamare per ordinare le pizze. Molto probabilmente. Difatti, Just Eat e cose varie sono state create proprio per queste situazioni Però qui. poi devo aprire al corriere. Vabbè, aprire al corriere, cioè una cosa più tranquilla. Allora. Oh, attenzione. 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 Quindi c'è del coinvolgimento qui. Sì. Perché tu devi pensarla in due modi diversi. Noi sappiamo che siamo diventati abbastanza conosciuti perché ci siamo ritrovati 800.000 poliziotti che ci inseguivano. E contemporaneamente stiamo vedendo la cosa dal nostro punto di vista, dove noi eravamo delle merde. Giustamente anche le autorità ad un certo punto, forse per qualche obiettivo, per qualcosa che abbiamo fatto, che ci ha fatto mettere contro la polizia, dovevamo avere qualcuno che ci dava delle informazioni. Qualcuno che manovrava le cose da dietro, eccetera, eccetera. Quindi qualcuno che ci supportava. Era in persona che tipo le armi giocattolo dentro il mondo dei sogni diventano... Sì, sì, è proprio questo qui. Proprio questo capitolo qui, più che altro, dove viene spiegata esattamente questa cosa qui. Allora, eccolo qua. Lui quindi cosa ci sbloccherà? Che comunque non ci dimentichiamo che ogni social link comunque porta dei bonus al gameplay. E questa cosa nei persona precedenti, diciamo, c'era e non c'era. Ossia si sbloccavano alcune cose dando e andando avanti con i social link, però non c'era che a un certo livello o quant'altro si aggiungessero altre modalità, altri potenziamenti per mettere alle riserve di guadagnare più punti esperienza. Quindi
le riserve. Conviene fare amicizia con le persone e trattarle bene. Noi siamo qua. Che riserve? Siamo in 4 e ci ha dato le riserve. Gianmarco, 2 più 2. Chi è che fa la riserva? 三島くんのだったんだ。 Serve una riserva. 我が配達のことバレてるんじゃないか。たとえそうでも Ma però è buono, abbiamo visto che è un bravo ragazzo, quindi va bene così. 一応後でお話ししとくか。しかし悩み事が集まるページな。こいつは意外と使えるかもだぜ。まあいい。ともかく大物 Infatti ci siamo calcolati perfettamente i tempi, perché questo era solo un blocco di storia. Sì. È un bel po'. È un bel po' di storia da fare. 何よ急に。 Mi sono cagato addosso. Ah no. 直試験じゃねえ。 Tanto già dal prossimo blocco inizieremo a giocare un bel po' di più. そうね。 Sarà molto più movimentata la situazione. 英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいん Tieni だ。 anche di qui sopra un attimo. うまくね。拳で語り合うか。 No, gatto. No, gatto, tu poi, soprattutto tu. やめろっつうの。 Cazzato. Allora, よーし。 non attiriamo l'attenzione finché non avremo trovato il nostro prossimo bersaglio. Non dobbiamo trascurare gli studi e se prendiamo brutti voti, penso che zio ci caccia, ci chiude Non nel ci fa bar uscire e non più. ci fa uscire più. Allora, esistono svariate attività da fare in città prima di dedicarti all'obiettivo successivo. Visita luoghi diversi, ascolti pettegolezzi, potresti incontrare qualcuno che ha delle nuove informazioni per te. Rafforzare il legame con i tuoi confidenti può garantire diversi vantaggi ai ladri fantasma. Usa saggiamente il tuo tempo per ottenere i risultati migliori. Allora, c'è lei, dobbiamo iniziare il social link con lei. Ricordandoci anche dei social link abbiamo Mishima e a livello 3 entusiasmo di Mishima. Aumenta i punti esperienza guadagnati in battaglia. E questo... Vabbè, lui va a X-Fat. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Potremmo migliorare lo studio. L'agente del web. Che è confidato. Allora, a questo punto, visto che comunque ce l'abbiamo nel party, io direi proviamo a portare avanti lei. Vai. Però prima un giretto a Shibuya ci conviene farlo. Allora, volevo vedere innanzitutto se c'era qualche altro lavoretto qua da qualche parte. Allora, i dépliant sono qui. Ok, possiamo lavorare anche dal fioraio. Ottimo. Ok. E a questo punto manca soltanto... Questo però è di notte. Però lo possiamo prendere lo... Ah no, aspetta. Ah, noi dobbiamo vedere Non se possiamo c'è il uscire libro di per notte. Luke. In biblioteca. Sì, è vero, è vero, è vero. Allora, Dato. salve. Eh. A proposito di libri. Dai, dai. Dai, caccia il libro, dai. Ok, Giustamente. ok. 何か用ですか？ Ce l'hai il libro? Allora, noi quello là te lo ridiamo. Questo qua tu non ce l'hai ancora, mortacci. どうぞ。 Va bene. Si sbloccherà forse in una data in particolare. Allora, telefono. Ryuji adesso aspetta un attimo. Andiamo a Shibuya, non nel centro commerciale. Ah! Aspetta. Sapevo. Che altro? Darei il pacchetto a lui. La colonna sonora è il negozio di armi che Quel Makaranov che deve uscire fra poco. mamma mia, per prima è spettacolo. Salve. Direi la mia preferita è Ah, quel sacchetto che ci ha dato è tuo. Non ti preoccupare. Ok. Non l'ho visto, non l'ho toccato e non so niente. Antisommossa ci ha fatto- X. おい。 Ok.
Signori, io voglio bene, non ricordo. Io sono Vincenzo e lui è Gianmarco. Mano, esatto. Per gli amici Mano. Francesco in testa. Ah, È l'effetto che fa è tutti. normale, Leo, non ti preoccupare. Allora, non aver paura, Vincent. Chiediglielo. Potrei chiederglielo se avessi un coraggio pari a Siamo temerario. cacasotto. Quindi al momento non possiamo fare la sfida con lui. Allora, ci sono nuove armi? Assolutamente no. Non Non c'è è un cazzo di- ferro. Allora, noi adesso ci siamo presi un bel ferro, quindi andiamo a vedere un attimo. Così spariamo ai pulotti. Dipende. Vedete quelli del... Allora, 104, Guarda, folgorazione potente, replica ispirata a un'arma popolare in cazzo. America. Ah, cazzo, fortissima. Allora, no? e a questo Quindi- punto si mette questa qui. Dovremmo capire quale arcano è. Quindi conviene no. sbloccarlo. Non ci sono domande a questo punto. Quindi possiamo andare direttamente in aula. È vero, perché con Anna ancora dobbiamo fare perché no, fare il brodolo. Allora, signorina Anna. Magari aia! Si è fatta male all'improvviso da sola. Vabbè, Orribile. se la mia gentilezza fosse almeno gentile, potrei invitare Anna a uscire. Benissimo. Sei patetico, ma perché gatto di merda? Quindi, da un lato, non possiamo fare un social link, qua non ne possiamo fare un La altro. gentilezza gentile, come si valuta? Allora, la gentilezza gentile si valuta se è di livello 3. Se è di livello 1 o 2 non vai bene. Quindi non è gentilezza. Sì, 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 tu anche nella vita vera calcolati le cose a livelli, capisci qual è il tuo livello e vedi dove puoi andare. Non io che livello Goldback sono adesso. Quello 9, No, no, 9.5. su 3. No, Quindi su l'ho 10. triplicato. Ah. No, No. Allora, a questo punto andiamo al Big Bang Burger. venga attacco. No, Big Bang Burger. Magari lo fanno. Guarda, Allora, andiamo a Central sterilizzare Street. Morgana ora, sono d'accordo, Regan. Cina. Però Morgana sarà utile. Aspettate un attimo e capirete anche il perché. Allora, Allora. Le persone un attimo, capito? vediamo un po' se ci fanno fare la sfida. Oh, c'è Francesco. Ciao Francesco. No, No, io ho visto in chat in automatico. no, là, vedi, la signorina là è Francesco. Allora, abbiamo un premio eccezionale per coloro che ci riusciranno. Aumentiamo il coraggio, costa del denaro e abbiamo bisogno di conoscenza, perizia e coraggio. Non capito qual è. Vinci e riceverai un premio e il miglioramento di una dote diversa da coraggio. Che tu vinca o perda, il tuo coraggio migliorerà ugualmente. 500 yen. Allora, a questo punto vediamo di cosa si tratta. Il panino terrestre. Pronta la sfida. Ah no, costa 1500. Vabbè, Vai, diciamo, butta dentro. Vai. Anche comunque ti dà coraggio, quindi. Salve. Inizierai dal grado di terzo ufficiale, quindi il tuo obiettivo è il Comet Burger. Faccio Ducats. Minchia. Questo è il livello 1. Enorme. Questo è il livello 1. Sarà un duro avversario. Nessuno nota la borsa che salta sulla sedia, va benissimo. Ne sai, da me ti spusterebbe un hamburger così grosso a un certo punto, cioè. Cioè proprio lo prendi proprio così. No, cioè è buono sì, però poi ci metto per 50 minuti. No, Che massimo, pazzo. al massimo metà al momento, cioè, non di più, è impossibile. Non viene Franchino il criminale a cagare le palle per il bacon proprio con grande Franchino. Ricordiamoci che Enzo è, in realtà è lui, è Franchino. Sì, c'ho l'identità Poi la segreta. Sì, maschera, sì, sì, sì. È tipo Lupenda. Sì. Allora, il solo guardarti mi ha saziato. Bene. Non so, questa Morgana non mi fa impazzire, è un personaggio particolare, Leo, diciamo. Molto particolare. Oh, ok, ci ha dato le chiavi. Ok. Vado orribile. Ok, quindi comunque abbiamo il posto e giustamente ha detto pure lo zio, senti, rotto il coglione di aspettarti tutte le sere che vieni, chiudi e arrivederci. Sì. Allora,
Dobbiamo andare ora che abbiamo il permesso? Tira. Ok, quindi, signor zio, non c'era il libro delle parole crociate. In TV cosa c'è? C'è un artista di fama mondiale che sta parlando in TV, Madarame. Ragazzi senza famiglia, dando loro una casa. È un santo. È un santo. Vabbè, Madarame è un santo. Vabbè. O un pedofilo. Avevamo un professore. Vabbè, Madarame non sappiamo chi è. No, In io TV cerco passa dei di tutto, pedofili quindi. persone, perché sembra che tanto sta gente. Quindi vabbè, c'è questo Madarame, vabbè. Allora, a questo punto noi possiamo... Bambini! Senti ai pedofili, bambini. Sì, adesso possiamo andare in città anche di sera. Allora, quindi già ci siamo un pochettino bambini. Bambini di nuovo. Ragazzi, i Phoenix Rangers vanno sempre visti. Sì, ed è presente in tutti i titoli della saga. Allora, cinema è chiuso, di qua è tutto chiuso, di qua non c'è niente. A questo punto andiamocene a Shibuya di sera. E c'era anche qualcuno con cui potevamo parlare. Salve. No, ragazzi, aspettate. Ragazzi, salve. Aspetta, metto qua. Salve. Ok. Con chi possiamo parlare? Con il giovincello, solo che ci serve il coraggio per parlarvi, quindi non possiamo fare altro. A questo punto abbiamo tutta la vita notturna da poter fare. C'è qualcuno che vende dei gioielli, venditore ambulante. Ok, quindi lui vende in base al fatto che non ricordavo di lui. Risposta. Questo non era male. Potenziama e potenzia muto. Questo è buono, Io investirei. Rispostina io lo prenderei. Quindi rispediamo l'attacco al nemico e tanti saluti. Allora, che facciamo stasera? Io proverei a dare un'occhiata in giro. Allora, Magari c'è qualcuno da qualche parte. lui è qui da qualche parte. Dove si nasconderà? Dove? No, difatti, Leo. Dove sei tu, oh pellone? Devi cercare nei vicoli così, da un vicolare. Salve, avete visto il presidente? No, Niente. è un uomo molto avvenente. Una volta era anche un arcano particolare. Sì, diciamo. sì. Gli spettava una... Allora, doveva aprire... Ha aperto il ristorante qui. Ti ricordi ci siamo stati l'altra volta e diceva che avrebbe aperto a maggio? No, vedete? Allora, facciamo una seratina al dinner. O diner. Qui possiamo studiare e aumenta conoscenza. Se mangiamo comunque aumenta il coraggio. E quando c'è cattivo tempo, così come a scuola, ci concentriamo e prendiamo più conoscenza. Allora, al momento studiamo qui. Oh, ma che carino. Quei due bambini ci stanno pedinando comunque. Salve. Sandwich a sorpresa e la bistecca nostalgia. Allora, cosa prendiamo? Sandwich a sorpresa. Piatto speciale con pasta di gamberetti per chi ha il coraggio di viziarsi. Bistecca nostalgica. Bistecca Salisbury, come la faceva la nonna. Riesce a sentire la sua gentilezza. Aumenta il coraggio. Allora, che cosa dobbiamo prendere? Cosa dobbiamo prendere? Io andrei sulla nostalgia. Ok, tu vai sulla nostalgia. Sì. Peppino? Peppino ti senti nostalgico? Anche Peppino è nostalgico. Ok, ragazzi, voi in chat? Salto anche Francesco perché anche lui era nostalgico prima. Non c'è, non vale la sua risposta. No, è un bravo ragazzo. Ma non c'è. Sarà svenuto. Ma non c'è. Ma penso sia Anche perché con i soldini ce la facciamo. Ho paura di sapere che tipo di carne sia la carne nostalgica. è carne di È carne, punto. Carne di Grodol. Diciamo che è una carne vincente. E se la mangi, vincerai. Allora, mangiamola e vediamo un attimino, innanzitutto anche graficamente come sta bistecca. Ok, grazie mille. C'è una pizza sul menù comunque, mi sembra.
Ah, è questa? Ok. Morgana, però poi hanno ragione in chat che dicono che caghi il cazzo. Stiamo mangiando, che vuoi? Saporato la gente. Gentilezza in on. Morgana, Sì, passami il termite. Scusami tanto. Ah, gentilezza livello 2. Siamo gentili. Oh, quindi noi abbiamo la gentilezza gentile. Quindi dovremmo vincere, sì. Ma abbiamo la gentilezza gentile. Quindi possiamo uscire con Anna. Ok. Ma qui c'è troppo rumore. Vabbè, comunque abbiamo preso anche un altro punto. E questo non ci fa male. Camminava un po' strano la cameriera, non ho capito il perché. Allora, siamo al 6.6.5. Niente. Però poi, cazzo, Morgana, con tutto il bene, però è vero. Allora, l'istituto si dissocia dai metodi utilizzati dai suoi insegnanti. Quindi non è che la scuola dice scusate, siamo stati noi che non abbiamo controllato bene gli alunni nella nostra scuola. No, è colpa del professore, noi siamo a posto. Fatto. Allarme polline in arrivo. Tokyo da scoprire. Apre la settimana prossima la mostra di Madarame. È già la seconda volta che ci viene questo nome buttato letteralmente davanti. Va bene. E nessuno lo deve sapere, Morga. Ma come gli esami? Ma noi siamo qua da neanche 2 settimane, già facciamo gli esami. Anzi, ma non è un problema loro. Morgana lascia le sue... No, 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 servirà. 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 Allora, storia di un tagliabambù. Che cos'è? Ok. Ecco, lo sapevo. Avrete sentito che dire che una donna che porta alla rovina usando l'astuzia è una femme fatale. Dunque, qual è la traduzione letterale dell'espressione femme fatale? Prego, vi autorizzo a scrivere tranquillamente vigliacca in chat e cose varie. Vai, fatelo. Fatelo tranquillamente. Femme fatale. Adescatrice, no. Donna irresistibile. Allora, pure io direi donna irresistibile. Anima gemella, non direi. Anima, no. Direi donna irresistibile. La C, il cazzo. La C. La C non c'è. Ah, la C intesa come questa qua, ok. C, allora, 3, facciamo la 3. In chat vi trovate con noi, siete d'accordo? Poi c'è anche la rete che ne ha pensato. Allora, prima della risposta della rete, vediamo se qualcuno ci dice qualcosa. Mi aspettavo di trovare un vigliacco in chat. Ma può essere quella di Diego Marco. Sì, può darsi che ci sia pure il casino del lag come è successo prima. Allora, iniziamo a vedere la rete che dice non è resistibile. Quindi al momento ci siamo. Ok. Ok. Yeah. Allora. In francese, ovviamente. Esempi celebri sono la Fata Morgana della leggenda di Artù e la regina Salomè della Bibbia. Per non parlare della selvaggia, seducente ballerina dell'opera Carmen. Carmen! Ragazzi, dai. Stiamo parlando di fare l'harem roto, vedete che mo non sappiamo cosa è femme fatale. Dai, per piacere. Un po' di coerenza quando uno fa le cose. No. Al momento non c'è, normale. Non ci sta. Ci sarà. Ci sarà. Io c'ho già il bicchiere con l'acqua, Poi tu chiami tu. No, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Importa. Oh, nelle ventole del primo pezzo, là. Oh. No, quella poi schizza, capi? Fa pure più danno. Secondo te perché l'ho detto? Va bene. Di là. Allora. Disastro. Allora. Oh.
è il massimo. A noi serve un obiettivo Poi, di se c'è quelli, un- di quelli grossi, Un fidanzato violento, una cosa così, allora ok. ないもねし Sì, al momento siamo letteralmente ignoranti come... No, No, mi stavano venendo in mente tanti nomi, però non li posso dire giustamente. nemmeno di piano. Però come dei muli, ecco. Dei muli. Mulo proprio. Proprio mullo, sì. Però i muli quelli che non servono, perché ci sono anche i muli che servono effettivamente. 試験終わるまで待つかもうちょい様子見ていよいよ見つかんなきゃ Vabbè, al momento comunque l'importante è che nessuno ci scopra. Oi, oi. Le ultime parole sono... Salve. Minchia, ho dei tempismi assurdi. 話終わったらすぐ出るってつか会長さんがなんか様子 Ah, lei è la presidente del consiglio. Ho fatto il cattivo oggi. Portami in punizione. Però prima mi spoglio. Vai, Penso che la pena aumenti non poi, mi interessa. Vabbè, mi sembra giusto. Allora, lei è Makoto. Chi? Chi è Kamoshida? Ma ti ricordi Kamoshida tu? Non proprio, non fa chi no. Non proprio. Mica è stupida. Più o meno. Chi è Kamoshida? Mm, mm. この学校にいれば嫌でも鴨志田先生と接点あるでしょ Ah, mamma, va, Dio. ふん前歴のこと鴨志田先生が広めたらしいわねバレー部員を使って憎くない Ha fatto un errore. 先生のこと さっきから何なの Noi impassibili, fermi, immobili, non rispetto... La Niente, stiamo anche fissando, malamente. niente. 鴨志田先生の件で動揺してる Voto per cacciare Morgana e far vestire da gatta Va Makoto. bene. の噂もなかなか消えないし Sono certo che qualche mod su qualche sito che non sia Nexus o qualche cosa un pochino di sicuro c'è. センスない張り紙のこと気にしてんだセンスねえことはねえと思うけどつかもうよくねえっすか話しか Dai. けられてると Oggi, però. Beh. Sì. 悪ふざけに付き合わされる身にもなってる Cioè siamo le uniche persone che hanno parlato con Kamoshida. ここ C'è questa che si sta letteralmente impicciando dei fatti nostri. Ma diamo una parvenza di tranquillità, Ryu. そんな噂もあるしねお邪魔してごめんね Prego, prego, Mi hanno Makoto. detto che chiudono il posto qua sopra. E vabbè, ci troviamo un altro posto. A fanculo, a te ammazza. Tanto comunque noi agiamo in una realtà alternativa, quindi ci cacciate da qua, frega cazzi, è solo per riunirci Come non che so- venivamo qui. Se volete le faccio io. Allora, comunque facciamo attenzione. Facciamo un attimo attenzione. めんどくせえことになったなそういえばちゃんと勉強もしろよ特にリュウジ知性で解く罠なんてあ少なくラジオないだろうし日常の行動すべてが力になると思えよ Questa è la cosa più figa. そうだね Ti potenzi, poi diventi più って forte. 思えば勉強だって Al momento non ce la stiamo neanche cavando male, quindi. せっかく世直しすんぞって気合入ったとこなのに Capito, Ryuji, però un po' si deve fare. だったらその前に Oh, 面白い場所に c'è un posto interessante. Mostra un po' il 我が輩 postone. の仕事を手伝うって約束だしな Ok. Dove ci vuoi portare, Morga? 仕事我が輩についてこいこんなとこ連れてきてなんだよいいから言われた通りにしろ回答お願いチャンネル出したぞこっからどうすんだ名前がさらされている書き込みを探せだから大物の情報は書かれてねえって言っただろしかしネット Ma には fai come ti dice Morgana. È un gatto parlante con dei poteri. Fai come ti dice. 話を聞いてくれないあこれ相手の名前ないチャットで悪口を言われるこれは名前あるぜそんなのはほっとけもっと困っている書き込みはないのか元彼が最近ストーカー化して困って No, l'ex che perseguita. No, non va bene. Non va bene. No, non va bene proprio. 役所のやつがストーカーかよ Peggio. 手頃だなよしなら Ok. 用意だ即パレス行くっつ話かまあ俺はいいけどよちょっと全会一致でしょ No, no, non c'è più. Non esiste la democrazia. No. Andiamo. 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 そう来ねえとな Siamo già pronti. よし行こっか確か名前と場所だったよなまず名前は
いや今回は場所はいい。 Ok. 我が輩の言う通り入力してくれ。キーワードはメメントスだ。 Il film. 何する気だよ。いいから言われた通りにやれ。多分いけるはずだ。また多分かよ。メントスだっけか。 No, non c'è il suo alla fine, Ryuji. 反応した。我が輩の思った通りだぜ。 Mm. Dove stiamo andando? 人が消えた。 Ah, ふわふわしてる。 Non c'è più nessuno. ここが中野原とかってやつのパレスか。半分正解、半分間違いだな。確かにここもパレスの一種だが、普通のとはちょっと違う。今から地下へ降りるぞ。ここのシャドウは地下に溜まってるんだ。 Mm. 何かに惹かれて集まるのかもしれないが、理由はよくわからない。地下ってどうやって入 come vuoi arrivare? どうやっても何も。 Con la metro. ここ行くとき使ってるだろう。 Le domande sono nel film. あ、待てよ猫。 Ok, quindi cosa c'è adesso? んだよここ。つか変わってる。 Ryuji ogni volta che si gira a Velemon ci vede trasformati, vestiti, che cazzo è? 先言えって。ここはまだ大丈夫だ。何度か来て調べたが、シャドウはこのフロアまでは上がってこない。でも、一歩でも奥へ進めば別だぜ。うじゃうじゃさ。っていうか、 Questo posto è sempre stato qui. E Morgana già ci è venuta un paio di volte. は？みんな？前の城みたく一人に支配されたパレスが出来上がるのは歪みが並外れて強いやつだけだ。他の普通の大衆は別々じゃなくて、 L'opinione del pubblico crea questo palazzo. それがここメメントスだ。言われてみれば鴨志田の時と雰囲気違うね。 E ci diceva che comunque le ombre sembrano attirate da qualcosa che si trovava in profondità, però lui da solo non riusciva いわゆる集合 comunque a scendere più di quello perché è pieno di ombre. 要するにここを Allora, noi se ci dai un posto dove menare, でも改心できるってこと？ noi ci fa piacere. その通りだぜ。 Mentre qui spiega, aspetta un video. Vado a fare un attimo la pipì. けどこれだいぶ広いんじゃね？歩きで行けんのか？ Allora, ついにこれを見せる時 è giunto, è arrivato. モルガナ変身 Visto che Morgana serviva, lascia fare Morgana serviva. Morgana serviva. 認知が具現化する異世界 Poi un gatto che si trasforma in un furgoncino, così va bene, va bene. ま、お前らの変身と同じようなもんだな。服が変わんのと車になんのは違えだろ。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知がなぜだかものすごい広く浸透してんのさ。なんでバス？知らねつうか城ん時からやれよ。え。やれたらやってたさ。けど狭いし階段だらけだし、シャンデリアの上とか絶対無理だろ。ちょっとスカル、レディーファースト。ね、引っ張んなよ。危ねえだろ。パンサー広がっちまう。 出発進行。 Ok, anche piuttosto comodo. Chi guida? 何をくつろいでいるんだ。我が輩車だぜ。運転されなきゃ走れねえぞ。自力で走れねえのかよ。運転とかできる？ Solo nei videogiochi. 若干不安だけど任せた。私それすら経験ないし。俺より器用そうだしな。じゃあ運転よろしく。さあ早くエンジンをかけろ。エンジンかけないと走れないぜ。 Quindi comunque abbiamo un mezzo di trasporto. Già che sia un'ottima cosa. そんなもんあるわけないだろう。ハンドルの横に
おいゴロゴロ言い始めたぞ。気持ち悪い乗り物だな。 Motore felino bellissimo. Allora, quindi noi abbiamo quest'area chiamata Memento che dobbiamo comunque esplorare e andare molto, ma molto, ma molto, ma molto in profondità. E questo palazzo è sempre presente e, piccola condizione per ottenere il vero finale di Persona 5 Royal, noi in fondo ci dobbiamo arrivare per forza e anche entro un momento preciso. Se non ce la facciamo non potremmo ottenere il vero finale, ma noi ce la faremo, quindi il problema non si pone. In questo gioco il memento è l'unico modo per levellare, dato che i palazzi si chiudono. Anche. Allora, se io volessi tornare indietro per salvare... È la prima volta penso che è diverso sto fatto. Allora, torniamo un attimo su. Meno così. No, Morgan, facci salvare. Allora, aspetta. Sì, mi tocca fare per forza il primo. Vabbè, io c'ho ancora un po' di tempo, quindi facciamo a volo il primo e poi salviamo. No, fammi andare solo da lui. Allora, qui è pieno di materiale e di cose da prendere, quindi... Come potete vedere siamo un camion. Quel furgone di cacà. Ragazzi, vi sto evitando tutti proprio. No, fermo, fermo. Ok. Quindi da quel nominativo che abbiamo trovato nel forum abbiamo trovato la coscienza di quella persona. Eccolo qua. Ok. Allora, mi scusi, lei lavora al comune? No. Dai, fatti menare velocemente così riusciamo anche a salvare in orario. Sì, è sempre colpa degli altri, va bene. Ciao Giuseppe. Non ci stendiamo mani, Pinocchi. E che cosa significa? Attenzione. Che mi dite di Madarame? Mi ha portato via tutto. Grazie. Sta tornando spesso questo nome. Ma è francese. È Frizzi Frazzi lui. Come fai a picchiare un coso così? Ok, non lascerò che me lo portiate via. Allora, senti. Ah, tu sei anche bello tostino, va bene. Neanche tanto. Ah, proviamo anche il ferro nuovo, lo dico. Mamma. Allora. Hai visto Reagan? Sono solo 4 munizioni. Farà male. Questo sì. Se lo Però... prendi. Se lo prendi. Dio. Se lo prendi fa male. Se lo prendi fa male. Diamo un'altra testata. Però testata gli mette anche dimentica e così non fanno le abilità. Addirittura ti faccio questo, giustamente ti manco, però dovrei avere qualcosa per il tecnico, no? Chi è quello che fa fatto? Lui di livello 12. Mamma. Ok. Do you know Mammoth? Per la serie. Puttana. Vabbè, giustamente siamo andati dritti da lui, non abbiamo fatto un pettino così generico. Luce? Luce, senti luce. Ok, a posto. Interrotto. Dai. A posto. Oh, comunque 6.500 yen lascia fare.
per un singolo fight. No. Quindi siamo riusciti anche a risvegliare il suo di cuore. Quale persona? あれかさっき言ってた Aridanghe de questo Madarame. また物みたいに捨てられるのが怖かったんだ。そっちも身勝手なやつのせいで苦しんでたけど、だからって関係ない女の人巻き込むのよくないよ。 Allora. その通りだよな。 Quindi noi a questo punto abbiamo una zona dove poter sempre comunque farmare e aumentare il livello dei personaggi, materiali da trovare, e a questo punto niente ci vieta di trovare altre quest o altre persone con vari problemi che postano sul sito. Noi risvegliamo i cuori delle persone che gli creano problemi e comunque anche loro inizieranno a credere in noi. Stiamo facendo un po' di pulizia spirituale. Servirebbe. Prendi il gioco. Prendi ricompensa che fa sempre bene. Non c'era bisogno. Perla dell'attaccamento, un ex piuttosto appiccicoso. Richiesta completata. 中野原って改心したんだよな。おそらくな。 Allora, 確認する方法なくない？ ネットに実 quindi a questo punto si dovrebbe uscire fuori. しかしシャドウ相手に腕を見せるのはいいな。悩みを書き込んだ人たちを勇気づけてあげられるし、いいかもね。お宝もゲットできるし、売れれば報酬も入る。いいことずくめじゃねえか。面白そうだ。よし、今日のとこは目的達成だな。また。 Quindi comunque possiamo fare anche delle altre cose. Allora, 長くはかからん。 Morgana, Morgana, facci salvare per piacere. Morgana, ecco, facci salvare. Sì, sì, usciamo da qui. Noi qua non possiamo salvare. Allora, i blocchettoni grossi, così più si va avanti più finiscono, mettiamola così. Morgana, facci scendere. Allora, vediamo se riusciamo a fregarlo in qualche modo. Morgana, Morgana, Morgana. Allora, questo è tutto il piano. Vediamo se riesco a trovare. Allora, nel frattempo io mentre rusho proprio come la merda cercando di trovare la discesa, noi appena abbiamo modo spegniamo. Allora, domani, che poi in realtà è stasera, visto che è passata la mezzanotte, porteremo Poppy Playtime, il quarto capitolo che esce oggi e speriamo non venga rinviato all'ultimo per qualunque motivo. Dopodomani ritorna la serie su Quantum Break, ringraziando che anche il buon Christian è tornato libero e disponibile per poterla seguire, e ritorneremo poi sabato con Persona. Nel frattempo c'è un treno della metro rosso e bello incazzato. Ok, una banchina dovrebbe essere, penso, qui. Quindi comunque sembra come se tutti i pensieri negativi delle persone confluissero in un unico punto. Ok. Possiamo, Morgana? E scendiamo giù, poi ti esploriamo per bene tutti i piani. Allora, profondità 2. Ok. C'è un pannello, un blocco. Di certo rispetto a Persona 5, già nel Fantazio, comunque in scene di gioco e
cutscene e momenti più lunghi, sono stati inseriti dei momenti dove stesso il titolo ti fa un attimo salvare e penso che hanno capito pure loro che a un certo punto per qualsiasi cosa un attimo bisognerebbe salvare. Quindi ci sono portoni e pannelli che comunque si aprono e ci mostrano un altro percorso ancora. Quindi continua a scendere verso il basso. さらに多くがあったってことか。 Quindi Morgana era riuscita ad arrivare fino a qui, ma era chiuso. Nel momento in cui comunque noi abbiamo liberato la scuola da Kamoshida, sto passaggio si è aperto. Sì, facci tornare indietro. No, non ci spiega tutto mo, Morgana. Morgana, non è il momento. Morgana, già in chat ti vogliono uccidere, per piacere. Pimpo di merda. E anche lui è stato aggiunto nella versione Royale, non era presente nel gioco base. Ragazzino vestito di bianco. Schippo un po' i dialoghi perché sennò veramente non ce ne andiamo più stasera. Lui è José. Sì, conosco. José, figlio di puttana, aggiungerei, anche se madre ignota, padre anche. Ok. Allora, tu cerchi cose, in persona si cercano cose, dici cosa ti serve e te lo cerchiamo un attimo. No? Ok, siamo proprio al limite. Ragazzi, perdonatemi. Sì. Ok, dobbiamo raccogliere dei fiori per lui. Ok, dobbiamo pure raccogliere questi fiorellini allora. Ok, dai che l'esplorazione ce la facciamo per bene la prossima volta. Anche perché dobbiamo iniziare adesso a macinare i piani, se no non ce la facciamo. Chi è questo ragazzino? Biscotti al sapore di latte. Vabbè. Va bene. Dato che agli umani piace così tanto giocare, tu non sei umano, ma già dalle orecchie, Dal naso, gli occhi. dal fatto che guidi un'auto e sei qui in questo posto con i demoni. Sì. Ragazzino gentile. È un personaggio buono e non è un cattivo, un personaggio grosso di trama che rischiamo di spoilerarvi, eccetera, eccetera. Quindi È un personaggio. è un personaggio, ecco. Personaggio. Approfondiremo. Che è successo? Cosa ci volevi dare? Kingdom Hearts, sei tu? Sì. Fiore stella. È una stella. Va bene. Stelle che esaudiscono i desideri. Quindi questa stella esaudirà i vostri desideri. Sfere del drago. È un segno della nostra amicizia. Piccolo, dacci qua. Va bene.
Ma questo è uno di quei momenti difficili in Persona dove sei costretto a spegnere, però ci sono cose che per fortuna sono introduttive e poi verranno comunque spiegate meglio più avanti, quindi non vi sto facendo perdere cose troppo importanti. Sì, sì, Morgana. Fermi tu. Morgana non spiega niente. Io però devo iniziare a salvare. No, io voglio sperare che mi fa sto cuore. Vai. Ok, tanto ci ha spiegato un attimo il tutto. メメントスはみんなのパレスだが、同時に全てのパレスの源でもあるんだ。昔は鴨志田の城みたいなあんなだから、歪みの大元である。 Ragazzi, io auguro buonanotte. Allora, lui si avvia, se no non tornerà a casa in tempo. Sì, devo prendere. Io resto un altro po' così almeno da arrivare al punto di salvataggio. Noi ci Ci sentiamo, sentiamo domani. A domani, ragazzi. A domani. 私協力してあげるよ。なくしたもの戻るといいね。よろしく頼む。 No, comunque dobbiamo recuperare ciò che ha perso Morgana o quello che crede che sia disponibile comunque lì dentro. Dai, che dopo sto blocco di sicuro ci fai salvare. Penso soprattutto dopo sta cutscene qua. Buonanotte Leo. Io cerco di sopravvivere un altro po' e di resistere almeno al salvataggio. Penso che siamo lì. Sto crollando e penso che si noti dalla live. Sto al limite. Allora, dobbiamo vedere di trovare qualche nome interessante sul forum alla fine. Ora puoi recarti nel memento. Qui potrai risvegliare il cuore dei piccoli criminali che non hanno un loro palazzo personale. Per ora sii paziente e resti in attesa del prossimo obiettivo. Oh, c'è qualcuno. C'è qualcuno. Attenzione. Allora, finalmente. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Allora, passiamo questo. Dai, dai. Assolutamente, ragazzi, vado sulla fiducia. Però pure loro stanno notando sto nome Madarame che torna spesso e volentieri, purtroppo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perdonate per l'ultima mezz'ora, ma non credevo che ci fosse già adesso sto blocco. Però sta cosa è ottima. Io volevo fare metà della cutscene all'inizio e poi tutto questo. Non mi ricordavo fossero così collegate, quindi perdonate se vi ho fatto fare anche a voi così tanto tardi. Quindi adesso vado a crollare anche io. Buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo domani. Domani cerchiamo di collegarci direttamente dalle 22. Quindi se vi piace Poppy, se volete vedere un bel titolo horror, ci vediamo domani. Ragazzi, buonanotte a tutti, a domani.